Buongiorno, benvenuti a Sveglia Trieste. Oggi è il 15 maggio, avremo ospiti in studio Fabio Scoccimarro, l'assessore all'ambiente della Regione, e Daniela Rossetti, segretaria di Azione. Quindi se vorrete parlare con i nostri ospiti potrete farlo come sempre chiamandoci qui in diretta al consueto numero oppure scrivendoci anche una mail. Avremo naturalmente la nostra rassegna stampa che comincia subito con le previsioni del tempo, come facciamo di solito. Allora andiamo a vedere il sito dell'Osmer ARPA regionale per quanto riguarda la situazione generale. Un anticiclone sul nord Atlantico ed una depressione sull'Europa orientale fanno affluire sul nord Italia correnti settentrionali. Questa sera giungerà da nord un fronte temporalesco, quindi vediamo che oggi, giovedì 15 maggio, al mattino cielo poco nuvoloso, dal pomeriggio aumento della nuvolosità a partire dalla zona montana, con probabili rovesce temporali in estensione poi alla pianura e in serata anche alla costa. Di giorno su bassa e costa soffierà scirocco debole o moderato, mentre in serata vento da nord o bora moderata sostenuta a Trieste di notte. Mentre quindi venerdì 16 maggio, domani, cielo da poco nuvoloso a variabile con più sole al mattino e sulla costa, mentre sui monti nel pomeriggio non sarà esclusa del tutto qualche locale debole pioggia. Sulla costa soffierà bora moderata in calo nel pomeriggio. Ancora sabato 17 maggio, avvicinandoci al weekend, cielo da poco nuvoloso a variabile con la possibilità di qualche rovescio sparso, qualche temporale sulla costa, venti deboli di brezza. Allora diamo anche uno sguardo a domenica, tempo incerto, probabile nuvolosità variabile. Questo il quadro meteo di queste giornate. Allora andiamo a vedere il piccolo, le prime pagine dei quotidiani. Cominciamo come sempre dal piccolo di Trieste. C'è tutto un approfondimento sulla questione infermieri paghe basse, questo è il titolo. Il numero di chi svolge la professione è superiore alla media italiana, qui in Friuli Venezia Giulia, però è ultima la nostra regione al nord per stipendi. Quasi 7.000 euro in meno l'anno rispetto ad esempio al Trentino, e quindi viene fatta tutta un'analisi di un comparto sicuramente molto, molto importante e interessante. Passo avanti al Senato verso il ritorno delle province, la modifica dello statuto. Salvini ignora i malumori, Vannacci diventa vice segretario. Qui le notizie terribili di cronaca: mamma trovata morta, vegliata in casa dalla bimba di 6 anni. Ancora altre spaccate nei locali e incursioni notturne, i gestori ora tutelateci. Tutte notizie che vi abbiamo dato anche noi e poi rivedremo nei nostri servizi. Eventi, serre e bar, il Licaffè si aggiudica la gara per Miramare. Qui vediamo in centropagina la bella foto, la folla di gente, di residenti di Roiano che hanno partecipato ieri all'inaugurazione. A Roiano inaugurata la piazza attesa da 20 anni, la ex Polstrada di Roiano è diventata una bella piazza e abbiamo anche noi realizzato vari servizi su questo. Croazia, no alle cime sugli alberi, la stretta sugli ormeggi nelle baie, in vista poi anche delle vacanze. Vediamo occhi puntati su Istanbul, Putin non ci sarà e gela Zelensky, e questa è una notizia che troveremo un po' in tutti gli altri quotidiani. Ancora acciaio green, battaglia in Europa per ottenere la certificazione e nuove aree per fotovoltaico, la regione aiuterà i comuni. Il piccolo di Gorizia Monfalcone, sempre la stessa prima pagina ma con gli approfondimenti dell'Isontino. 4 magistrati sugli 11 in servizio lasciano il tribunale a Gorizia. Tassa rifiuti calcolata in base ai consumi, a Gorizia la giunta frena. Ancora furto a grado, rubati 10.000 euro in un ristorante, poi vandali sul nuovo pontile, arrivano le telecamere, il nuovo pontile di Marina Iulia, già danneggiata purtroppo la struttura di Marina Iulia appena inaugurata, questo nuovo pontile che entra nel mare a Marina Iulia. Ancora lo storico Banco Oro verso lo stop per quanto riguarda il commercio a Gorizia. Allora andiamo a vedere altri quotidiani, vediamo il Corriere della Sera, Ucraina vertice senza Putin, è un po' il titolo che campeggia ovunque. Il Cremlino invia da Zelensky in Turchia solo un consigliere, il Papa si offre per mediare, Prevost e i nemici si incontrino, anche Trump non si presenterà, ha visto il siriano al-Shahara
un vero leader. Vediamo qui il Papa proprio, che è stato citato nella questione delle guerre, del conflitto in atto, l'incontro però il campione ricevuto con la famiglia, i doni e le gag. Sinner da Leone XIV, santità, giochiamo, quindi questo è stato un incontro proprio all'insegna della leggerezza. Meloni e scontro con Schlein e Conte, show ed espulsioni alla Camera su sanità e Gaza. Andremo a vedere anche sugli altri giornali che cosa è successo. Poi Mattarella Draghi, spinta all'Europa, nessun dorma, a Coimbra il doppio appello. Si torna a parlare del delitto di Garlasco, perquisiti Sempio e 2 amici, un martello trovato nel canale. Delitto di Garlasco, su ordine della procura di Pavia, i carabinieri hanno perquisito le case di Andrea Sempio e dei suoi 2 amici, PC e telefonini sequestrati, dragato un canale, ripescato un martello. La festa del Bologna, la Coppa Italia è sua, battuto il Milan, città in delirio per il trofeo dopo 51 anni. Andiamo a vedere la Repubblica, Europa, nessun dorma, questo è l'appello appunto che abbiamo già visto. Su difesa e dazi arriva la scossa di Mattarella e Draghi, stare fermi non è più un'opzione, scontro Meloni-Schlein sulla sanità, decreto infrastrutture, dubbi del Colle, slitta il Consiglio dei Ministri. Negoziati a Istanbul, Putin rinuncia, si sfila anche Trump. Il vescovo di Kiev, in atto un genocidio, spero nel dialogo. Ancora qua Yannick Sinner, ricevuto ieri al Vaticano da Papa Leone XIV, referendum, i quesiti sul lavoro sono mal posti, e il commento di Tito Boeri. Vediamo La Stampa, pace, lo strappo di Putin, Zelensky, io pronto a tutto. Oggi vertice a Istanbul senza Lavrov, capo delegazione l'ex ministro Medinsky. Trump apre alla Siria, Meloni, Netanyahu rispetti il diritto internazionale. La melina dello zar per allungare la guerra e l'analisi di Ettore Sequi, poi ancora il tycoon e lo jihadista ferita alla democrazia, questo invece il commento su un altro incontro. Gioco, partita, incontro, Sinner a sorpresa in Vaticano da Papa Leone XIV, grande appassionato di tennis. Al via il salone delle parole leggere da Ardone a Dicker, tutti a La Stampa per 5 giorni, da oggi a lunedì il Lingotto di Torino torna a essere la casa del Salone Internazionale del Libro. Draghi scuote l'Europa, dazi punto di rottura con gli Stati Uniti, il Colle, nessun dorma. Il Fatto Quotidiano, SMS a Pfizer, sberla della Corte a Ursula, bocciata, i giudici UE condannano ma non desecretano le carte. Utili per 90 miliardi, von der Leyen non aveva diritto di negare al New York Times i suoi SMS alla D. Burla ai tempi dei vaccini Covid, però se ne frega, per Big Pharma profitti enormi con i soldi degli stati UE. Meloni, Israele sbaglia ma non condanna Bibi, intanto Trump apre a Siria e Iran. Garlasco, qui siamo sul Giornale, la strategia segreta dei PM, pressing psicologico degli inquirenti, cercano nuove prove e il passo falso di Sempio. Ieri le perquisizioni e i sequestri a 18 anni dall'omicidio, l'arma forse in un torrente. Intervista all'ex PM, Palamara, assolto dal fango, voglio tornare in magistratura. Più poteri ai lavoratori, la sinistra vota contro, riforma storica, no di CGIL e mezzo PD. I dipendenti parteciperanno agli utili aziendali, spread a quota 101, più affidabili di Berlino. Israele, Meloni critica Netanyahu, rispetti il diritto internazionale, dibattito in aula con le opposizioni, e poi tolto il velo sugli SMS tra Ursula e la Pfizer. Libero, sinistra fantasma, lenzuolata alla Camera, e qui vediamo un'immagine, la Meloni smonta le bugie progressiste, piazzata di Conte, tutti in piedi per Gaza. Elli attacca sulla salute ma scorda i disastri Dem, e Maggi si presenta con un telo in testa, qui lo vediamo appunto in questa immagine. Sentenza Pfizergate, Ursula ha fatto una figuraccia pure sui vaccini. Trattative per la pace, Putin resta a casa, vertice in salita, assente pure Lavrov, al suo posto l'assistente presidenziale Medinsky. Vediamo la rivoluzione di Leone parte dalla tradizione, qui c'è la foto dell'incontro
scontro con Sinner. Il Sole 24 Ore, spese di trasferta, IVA e arte, professioni, arriva il nuovo decreto legge fiscale. Altre 80 vittime a Gaza, spari dell'IDF intorno a base Unifil in Libano. Trump incontra in Arabia Saudita il presidente siriano al-Sharaa, è un tipo duro, dice, evento storico. Piazza Affari sopra i 40.000 punti, record dal 2007. Il rally di borsa, titola il quotidiano economico. Meloni, caro energia, una priorità, al lavoro per un taglio strutturale. Domani Ucraina, appuntamento al buio, giallo sul summit Putin-Zelensky, Leone XIV sulle guerre, la Chiesa è a disposizione per far guardare i nemici negli occhi. Oggi a Istanbul possibile faccia a faccia tra Mosca e Kiev per le riprese dei negoziati, per la ripresa dei negoziati e la tregua, ma se Zelensky assicura di esserci, Putin non ha sciolto le riserve, Trump possibile invece che io ci sia. Gaza e sanità, Meloni litiga con tutti, la Premier nella striscia situazione umanitaria ingiustificabile, scontro con Schlein. Allora torniamo sul Piccolo, il Piccolo di Trieste, vediamo gli approfondimenti del Piccolo, proprio infermieri in regione paghe basse, questo è un grosso problema per quanto riguarda le professioni della sanità. Il report di FNOPI e Sant'Anna di Pisa, quota inferiore alla media nazionale, lo stipendio annuo lordo in Friuli Venezia Giulia è distante 9.000 euro rispetto al dato OCSE. Le opposizioni vagliano i dati, opacità dall'assessore, dicono, hanno detto ieri in una conferenza stampa Open, Movimento 5 Stelle, Civica, FVG e AVS che presentano lo studio di Costituzione 32. Le cifre esposte in aula non collimano con quelle della Corte dei Conti. L'approssimazione è grave perché su di esse si basano riduzioni, tagli e accorpamenti di ospedali, dice Furio Hons, il consigliere regionale di Open Sinistra FVG. Poi rivedremo insieme anche il nostro servizio su questa conferenza appunto delle opposizioni, ma andiamo avanti, il ruolo fondamentale va contenuta la fuga, si parla ancora degli infermieri verso i privati o l'estero, l'appello dei presidenti degli ordini provinciali da Clarizia Valentini, sollevato anche il problema dell'assenza di prospettive di carriera, anche questo è un problema che frena l'appeal per quanto riguarda il lavoro dell'infermiere. Andiamo rapidamente, saltando anche l'inserto del weekend che trovate oggi puntualmente sul Piccolo, alla pagina di Trieste, della cronaca di Trieste. Nuove spaccate nei locali, possiamo vederla, e incursioni notturne. I gestori ora tutelatici, raid nelle vie Cassa di Risparmio e Trento, rubati soldi e alcolici da Once e 040 al bar Borsa, terzo raid ma stavolta solo danni, servono risposte dalle autorità. Qui vediamo tutto l'articolo, ma ce ne siamo occupati anche noi di questi vari furti, poi ci siamo occupati anche di altre situazioni, ma rivediamo insieme il servizio di Gianluca Paladin. Ci siamo svegliati questa mattina, ci hanno chiamato i carabinieri e siamo corsi giù. In verità hanno fatto il danno del vetro e ci hanno rubato pochissimo, il fondo cassa e una bottiglia di Jack Daniels. Un altro furto con spaccata ai danni di un locale a Trieste. Nella notte ignoti hanno infranto la porta vetro del bar Once in via Trento, magro bottino, pochi spiccioli e appunto rubato una bottiglia di whisky. Il danno vero è quello all'ingresso, sostituire il vetro costerà alcune centinaia di euro. Qua è la prima volta. So che dei miei colleghi è già successo qua in zona, però per qua è la prima volta. Avete fatto denuncia quindi? Certo, speriamo bene. Ma questo non è l'unico furto avvenuto nella notte in via Trento. A pochi metri dal bar Once c'è il locale 040, il primo dei due a essere stato colpito. Probabilmente si tratta delle stesse persone. Il ladro o i ladri sono riusciti a entrare attraverso la porta della cucina per poi rubare i soldi delle mance. Il fondo cassa infatti era vuoto, il personale del locale, già vittima di furti in passato, non tiene l'incasso della giornata nel ristorante. Su entrambi i fatti indagano i carabinieri, la zona fortunatamente è piena di telecamere, le immagini sono già state acquisite. Ci sono ancora altre notizie di cronaca, le vediamo qui anche sul giornale, altre incursioni di cui vi abbiamo dato conto. Esce un'ora per la spesa e i ladri le ribaltano la casa, furti sventati in Carso, il raid messo a segno a Valmaura,
davvero tanti episodi nella giornata di ieri. E poi c'è stata questa bruttissima notizia: mamma trovata morta in casa, vegliata dalla bimba di 6 anni. Tragedia martedì sera a Servola, ipotesi malore fatale per la 38enne ucraina scappata dalla guerra nel 2022. La piccola è stata presa in carico dal Burlo Garofolo. Qui rivediamo insieme il nostro servizio. La mamma muore in casa, i soccorritori buttano giù la porta e la trovano con la figlia piccola abbracciata, in lacrime. Una terribile tragedia, quella che si è consumata in un appartamento di un rione periferico di Trieste. Questi i fatti sui quali non vengono diffusi particolari proprio per tutelare la bambina. La donna, sulla Trentina, a Trieste, in seguito al conflitto in Ucraina, è stata trovata morta ieri sera all'interno del suo appartamento, pare per cause naturali. Nella mattinata di ieri la bambina non si era presentata a scuola e il personale scolastico e dei servizi sociali aveva cercato di contattare la madre senza successo. È quindi scattato l'allarme che ha portato in seguito l'assistente sociale, i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118 a fare la terribile scoperta. Sono in fase di accertamento le cause della morte della donna, ma sono state subito escluse le ipotesi del gesto volontario o dell'atto violento. La bimba è stata dapprima affidata al Burlo Garofolo, subito dopo è stata presa in carico dai servizi sociali del comune, che si sono attivati immediatamente, come ci hanno confermato al telefono il sindaco di Piazza e l'assessore Tognolli, entrambi umanamente molto colpiti dalla tristissima vicenda. Tramite il centro per l'affido è stata dunque già individuata una famiglia che potrà prendersi cura della sfortunata bambina, mantenendo per quanto possibile le sue abitudini di vita. Allora, torniamo al piccolo, alle notizie appunto della cronaca di Trieste. Addio all'imprenditore nobile, un lavoratore d'altri tempi, già presidente di Confidi Trieste. Beniamino Nobile, imprenditore triestino, guidò anche la FIPE provinciale, scomparso nei giorni scorsi dopo una lunga malattia. Imprenditore triestino, per 16 anni presidente del Consorzio Garanzia Fidi di Trieste. Qui lo vediamo appunto in fotografia. Poi c'è stata la grande festa ieri a Roiano, che si svela la nuova piazza, servono telecamere e pulizia, in arrivo un piano per la manutenzione. Il centro-sinistra assente va all'attacco, asilo ancora chiuso. Qui vediamo, allora, rivediamo insieme il nostro servizio principale con i cori dei bambini, la festa delle persone, poi risentiremo anche le opposizioni che in realtà erano presenti all'inaugurazione e che hanno proprio puntato il dito verso la questione dell'asilo nido. Allora, vediamo. Fare l'albero ci vuole il fosco, per fare il bosco ci vuole il monte. Bravi, viva Roiano! C'era il pubblico delle grandi occasioni quest'oggi a Roiano, il riferimento ai bambini delle scuole Tarabocchia, Isola dei Tesori e Delfino Blu, che con la loro presenza e i loro canti stamattina hanno inaugurato ufficialmente la nuova piazza del Rione. E il focus oggi lo dedichiamo proprio a loro, futuri fruitori di questi spazi, fra area giochi, parete d'arrampicata e più in generale spazi a disposizione che fino ad oggi erano interdetti alla cittadinanza. Accanto a loro un ricco parterre istituzionale, con in testa il sindaco e l'assessore ai lavori pubblici Elisa Lodi, visibilmente emozionata e soddisfatta per il traguardo raggiunto. Oggi sono molto emozionata perché erano 3 opere pubbliche che erano lì in attesa da anni, 3 opere complicate e che sono contenta di vedere il traguardo e di vederle realizzate per Trieste. Quindi è una grande soddisfazione. Ovviamente il mio lavoro non si ferma, andiamo avanti con altre opere. Un obiettivo raggiunto a fatica, fra tempi dilazionati, modifiche al progetto, tempistiche burocratiche, i lavori alla volta del torrente sotterraneo, gli ostacoli riscontrati nel realizzare il parcheggio, ma alla fine il nastro è stato tagliato. Questo progetto nasce per i bambini e difatti guarda che roba, è una grandissima emozione, sono molto felice, ce l'abbiamo fatta. Pensa che ho cominciato nel 2003, siamo nel 25-22 anni, una robettina da niente insomma. Ho detto ai cittadini di segnalarmi qualsiasi cosa che non va bene, perché sono un po' stanco, davanti a una cosa così bella bisogna evitare i vandalismi. Ho iniziato questa battaglia nel 92, infatti oggi c'è un po' di pelle d'oca perché ovviamente il risultato permette
a noi roianesi di non avere più il muro di Berlino. È caduto il muro di Berlino, era caduto il muro a Gorizia e qui c'era ancora un filo spinato ed un muro che divideva a metà il rione. La partecipazione oggi è stata notevole. Oltre alla rappresentanza istituzionale c'era molta gente, residenti, curiosi, personale degli uffici comunali che hanno seguito l'iter e le ditte, tra cui la All Green che ha curato il verde, menzionata anche dal sindaco, in particolare Giacomo, onnipresente nel cantiere in questi mesi, nonché una rappresentanza di Acegas, APS e AMGA. La piazza non ha ancora un nome. Il locale ricavato nella struttura dell'autorimessa è ancora da definire a cosa sarà destinata, ma intanto la città da oggi può godere di un nuovo spazio pubblico. Come terza circoscrizione, fin dai tempi del consigliere assessore Lorenzo Giorgi, è sempre stata molto attiva e vicina a tutta la comunità. Allora, sentiamo che cosa ci hanno detto anche i roianesi di questa nuova realizzazione attesa appunto da 20 anni. Vediamo. Questa è la situazione che ci si presenta. La nuova area di Roiano Expolstrada, rifatta a nuovo, che cosa ne pensa? Ma è abbastanza carina, mi aspettavo un po' più di verde, cioè meno cemento, onestamente, però devo dire che insomma un 60% dai. Ci voleva sostanzialmente? Ci voleva, ma ci vorrebbe più verde, sindaco, anche in Piazza della Borsa, Piazza Unità, ci vogliono alberi, basta cemento. Il sindaco è stato, devo dire, bravissimo, perché noi l'abbiamo visto tante volte venire qua a bersi il caffè a controllare, per cui chapeau. Ma dovrebbe essere una cosa bella, speriamo. Per gli anziani, poi c'è l'asilo, ci sono tante cose, ci sono anche tanti posti in macchina. 99, esatto. 99, beh. Credo che fra le tante cose questa sia una cosa interessante. Una cosa interessante, poi è stata realizzata, mi sembra, non ho le competenze per poterlo dire, mi sembra abbastanza ben strutturata. Bellissimo. Ah, mi piace, ok. E mi piace, tranquillo. Speriamo che duri, che non faccia danni, solito. Non faccia vandalismi, insomma. Bravo. È stato tolto del verde per fare una costruzione, d'accordo, che serve, ma non sono tanto favorevole a questo. Riguardo l'area cani, io l'ho vista solo da fuori, mi sembra un po' piccola francamente, okay. Piccolina, io ne ho due e insomma le posso dare la via, fate il giro del palo e torno via, diciamo, non c'è, ma questo è un problema che riguarda un po' la città. Complessivamente cosa ne pensa di tutto questo? Allora, tutto il complesso mi pare molto bello, sono solo un po' preoccupato, vedo queste strutture, non so se saranno coperte perché d'estate mi immagino un gran forno, c'è tanto cemento, seguo i social come tutti, ci sono tante lamentele riguardo all'esiguità del verde. E sentiamo anche le opposizioni appunto sulla nuova realizzazione che è stata apprezzata, ma è stato puntato il faro, insomma il riflettore sulla questione dell'asilo. Vediamo. Asterisco i consiglieri di opposizione per l'inaugurazione del nuovo giardino di Roiano. Di base l'apertura di uno spazio pubblico con giochi per bambini, 2 fontanelle, panchine, spazio dedicato ai cani, posteggio coperto e parete d'arrampicata e colta con favore da Partito Democratico e adesso Trieste in terza circoscrizione. L'asterisco però si rifà alla questione dell'asilo. Secondo Daniele Vatta del Partito Democratico e Liliana Marchi di Adesso Trieste, infatti, il coronamento dell'intero progetto si completerà con l'apertura della scuola, ma solo con un servizio educativo interamente pubblico. Siamo tutti felici che questo nuovo spazio è aperto alla popolazione, siamo felici di vedere tutti questi bambini qua. Adesso è uno spazio appunto per le persone, il mio messaggio però che voglio mandare è apriamo questo asilo perché senza quella parte lì siamo assolutamente, abbiamo lasciato l'opera a metà, quindi questo è il messaggio che voglio mandare. Abbiamo qui l'assessore De Blasio e il messaggio va proprio a lui. Sicuramente una nuova inaugurazione, uno spazio che si apre al pubblico è sempre una cosa estremamente positiva. Ci sono voluti molti anni, il progetto è stato molto modificato e non decisamente in molte parti in meglio, però è anche vero che ormai questo c'è e con questo dobbiamo fare i conti e cercare di ottenere il meglio da questo posto aperto al pubblico, soprattutto farlo diventare uno spazio di vera aggregazione per le persone di questo rione e dopo, come ha detto anche il consigliere che mi ha preceduto, adesso dobbiamo assolutamente puntare per l'apertura del nuovo nido, importantissima, che sia dato
aperto esclusivamente tutto al pubblico, dopodiché avremo un ottimo spazio. Nel novero dei commenti sentiti oggi c'è quello di un verde pubblico presente ma non così tanto e lo scarso ombreggiamento. In questo secondo caso Di Piazza ha annunciato che su quelle strutture bianche che si trovano sopra i giochi dei bambini verrà posizionata una copertura con dei bambù o un telone per creare l'ombra necessaria a non patire il caldo estivo, ma visto oggi viene da dire anche quello primaverile. Allora, ora andiamo a collegarci con la sala operativa della Polizia Locale per vedere com'è la situazione del traffico oggi in città. Lo facciamo con l'agente scelto Fabrizio Morello, buongiorno. A voi studio. Guardi, dal controllo mattutino delle telecamere vediamo che il traffico è abbastanza scarso, la viabilità in quest'ora della mattina è molto tranquilla. Per quanto riguarda gli interventi di questa notte è stata una sera particolarmente tranquilla con solamente qualche intervento di routine. Per quanto riguarda le manifestazioni e i lavori di oggi, vorrei ricordare che verrà chiusa da domani fino al giorno 19 il raccordo autostradale 14 A14 all'altezza di Sistiana e ci sarà la deviazione del traffico sulla carreggiata opposta. Inoltre in orario notturno fino a domani ci saranno i lavori di ripasso della segnaletica orizzontale nelle zone di Grignano, Barcola e Miramare. Inoltre ricordo che in occasione dell'evento Community Building oggi dalle 8 alle 9:15 potranno esserci dei rallentamenti in via Bonomea 265 per l'arrivo di diversi pullman. Comunque la nostra pattuglia sarà sempre sul posto eventualmente a regolare la viabilità. Inoltre oggi dalle 11:20 alle 12:30 circa l'Istituto Tecnico Statale Volta farà delle prove di esercitazioni, dello svollamento rapido dell'edificio, quindi se magari i cittadini vedono tanti ragazzi per strada non devono preoccuparsi, è solamente una prova. Bene. Questo è tutto per oggi. Grazie allora delle segnalazioni puntuali come sempre, buona giornata e buon lavoro sia a lei che ai Buona suoi giornata colleghi. a tutti voi. Grazie. Proprio qui vediamo sulla pagina online del Piccolo, ma c'è un po' anche sul quotidiano cartaceo, lavori sul raccordo autostradale, lo ha citato appunto l'agente scelto, nel weekend chiuso lo svincolo di Sistiana e traffico deviato, ma avremo sicuramente modo di riparlarne. I lavori si terranno dalle 22 di venerdì 16 maggio, cioè di domani, alle 5 di lunedì 19, quindi per tutto il weekend in direzione Venezia. Questo sarà il problema, insomma, della chiusura del raccordo in quel tratto, diciamo, per lavori appunto sul raccordo autostradale sarà chiuso lo svincolo di Sistiana. Allora andiamo a vedere ancora una notizia sul giornale, sul Piccolo. Tolti 2 bulloni, il tetto è collassato, l'esito delle perizie sul crollo dell'acqua marina e della tesi difensiva dell'imprenditore Zara, per cui è chiesta la soluzione. Andiamo ad approfondire dopo appunto il processo per il crollo della piscina acquamarina. Vediamo l'articolo di Giampaolo Sarti. Come un castello di carte da gioco, tocchi una e crolla tutto, ma non erano carte, non era un gioco, era il tetto dell'acquamarina precipitato durante una manutenzione. 2 operai stavano togliendo un paio di bulloni e la copertura era collassata 29 luglio 2019. La struttura quel giorno era chiusa proprio per i lavori. Con le persone in piscina avremmo raccontato una strage. 2 bulloni dunque, e su questo elemento che si sta focalizzando il processo sull'incidente. Il dibattimento celebrato davanti al giudice Giorgio Nicoli vede imputate con l'accusa di cooperazione in disastro colposo 4 persone, a cominciare dal progettista Fausto Benussi, residente a Trieste, e il costruttore veneziano Pietro Zara, titolare dell'impresa veneta Zara Meccanica SRL, quel giorno incaricata della manutenzione del tetto. Imputati pure i 2 addetti che eseguivano i lavori, Giuseppe Pugliero e il dipendente Octavian Ignat. Nell'ultima udienza il PM Ilaria Iozzi ha chiesto la condanna solo per il progettista Benussi, difeso dagli avvocati Fabretti e Pillilini del Foro di Trieste. 2 anni e mezzo di reclusione. Per l'imprenditore Zara invece il PM ha domandato la soluzione. C'è stato un macroscopico errore di calcolo nella progettazione, aveva rilevato il PM Iozzi nella sua requisitoria, che ripercorreva gli accertamenti sull'incidente.
cioè quelli dell'ingegner Gaetano Russo, ordinario di tecnica delle costruzioni all'Università di Udine, in particolare la perizia bis disposta dal GIP Massimo Tomassini con l'incidente probatorio. L'ingegnere aveva riscontrato errori nella relazione di calcolo del 22 giugno del 1999 sulle rigidezze flessionali delle travature portanti che reggevano la copertura. Insomma, questa è la dicitura tecnica. Parte della struttura era sottoposta a tensioni prossime ai valori medi di rottura. Di conseguenza l'impianto era sollecitato ben oltre i limiti imposti dalle norme. La causa scatenante del crollo invece risiede nell'infondatezza tecnica e lacunosità del progetto esecutivo preparato per la manutenzione straordinaria in opera nei giorni del crollo. Nel progetto è specificato che non è necessario puntellare la struttura, tutti elementi emersi nel processo. Allora dobbiamo fermarci per una piccola pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo ancora con la nostra rassegna stampa, fra poco. Riprendiamo la rassegna stampa con le notizie di carattere internazionale. In Turchia né Putin né Trump, il pontefice si offre di mediare. Lula prova a convincere lo zar, nella squadra per Istanbul assente anche Lavrov. Zelensky pronto a ogni formato. Qui vediamo ancora, siamo sul Corriere della Sera, il falco Medinsky guida la pattuglia del Cremlino, il ruolo di Abramovic, il leader e la strategia dell'insulto per compiacere la sua gente. Ancora sempre sul Corriere della Sera, serve un big bang della difesa, le minacce di Mosca sono chiare, il commissario UE Kubilius, gli insulti di Putin, può fermarsi e evitare le sanzioni, chi è l'idiota? Trump abbraccia la nuova Siria, al-Shara è un vero duro, dice il presidente statunitense, l'ex qaedista, successore di Assad, nella lista USA dei terroristi, venite a investire. È questa la foto, insomma, abbastanza inquietante. Andiamo a vedere la dottrina Trump, condanna dell'interventismo neocone, di quello umanitario, sia una politica degli accordi, la pace produce profitti. Ancora UE, la spinta di Mattarella, nessun dorma, si agisca. Il capo dello Stato dice sfide epocali, ritrosie ingiustificate sull'integrazione. Torniamo proprio sul piccolo, sempre su questi temi internazionali, occhi su Istanbul, oggi il vertice, Putin non ci sarà e gela Zelensky, lo zar non andrà in Turchia, invia il consigliere Medinsky, il tycoon prevede ottime notizie, l'Unione Europea vara nuove sanzioni. Draghi e Mattarella danno la scossa all'Unione Europea, non si può stare fermi, nessun dorma, ha detto il Presidente. Poi ancora dall'Ucraina, il giornalista di guerra Steinman, che sarà ospite alla Kermesse sabato, presenterà al Link il suo libro Vite al fronte, raccolta di reportage, dice la gente del Donbass ha accettato i russi ma per pragmatismo, si vuole la normalità. La rassegna scalda i motori, tutto pronto per il via domani, si parla appunto di Link. Qui vediamo invece i lavori del Parlamento, duello Meloni-Schlein sulla sanità, Conte attacca sullo sterminio di Gaza, bagarre in assemblea, le opposizioni gridano vergogna alla Premier che non si alza alla richiesta dei 5 Stelle per la striscia. La tegola Pfizer Gate in Europa, von der Leyen viene bocciata, il Tribunale europeo accoglie il ricorso del New York Times contro gli SMS segreti con il CEO dell'azienda Burla sui vaccini durante la pandemia. Caos referendum alla Camera, Maggi si traveste da fantasma, e qui vediamo la foto che abbiamo già visto anche in altri giornali. Province, altro passo in avanti, arriva il via libera in commissione, l'organismo del Senato dà l'ok al disegno di legge che riforma lo statuto. Giovedì l'esame di Palazzo Madama. Fedriga, assetto istituzionale più equilibrato. L'assessore Roberti ha avviato iter per legge elettorale e competenze. La Lega, Salvini ignora i malumori, Vannacci diventa vice segretario. Oggi la nomina del generale nel Consiglio federale, scelta di allontanamento da base e alleati. Le posizioni estreme
l'espulsione dell'ex militare in Europa creano imbarazzo sia in Fratelli d'Italia che in Forza Italia. Aree per il fotovoltaico, la Regione supporterà il lavoro dei comuni. I municipi dovranno segnalare le zone idonee per gli impianti. Scoccimarro, affiancheremo gli uffici nella programmazione. Avremo ospite l'assessore Scoccimarro proprio qui a Sveglia Trieste fra poco meno di mezz'ora. Il decreto ministeriale da cui deriva la legge è stato dichiarato in parte illegittimo. Andiamo a vedere ora sulla pagina online di Trieste Prima la bella cerimonia di ieri. Non c'è stata solo l'inaugurazione di Roiano, ma anche quella del nuovo campo di Borgo San Sergio. Borgo San Sergio ha un nuovo campo da basket, la benedizione della pallacanestro Trieste. Rivediamo insieme il nostro servizio. Grande festa oggi a Borgo San Sergio per l'inaugurazione ufficiale di questo nuovissimo playground. Siamo con Mike Arcieri e anche la pallacanestro Trieste presente qui oggi per questo evento che coinvolge un po' tutta la città, tutto il rione. Sì, quello che volevamo fare, non solo una riqualificazione del campo, ma speriamo di creare dei legami fra le scuole, l'associazione qui, la chiesa, la squadra di calcio. Allora abbiamo creato un po' di un buon legame all'inizio. Speriamo che oggi può essere un punto di riferimento per una realtà che può crescere nel futuro. Grazie a questo progetto Borgo San Sergio ha il primo campo di baskin all'aperto della città di Trieste, un progetto di inclusione e sport fortemente voluto dalla Pallacanestro Trieste. A tempo di record, però grazie anche alla Pallacanestro Trieste, naturalmente a Edilmaster, alle realtà associative, alle associazioni che fanno sport inclusivo, alle parrocchie, perché il bello di questo progetto è stato proprio il coinvolgimento da parte della Pallacanestro di tanti attori del sociale, dello sport, della prima squadra, ma anche soprattutto delle scuole, quindi dove c'è stata la creatività dei ragazzi la Pallacanestro ha dato una mano assieme al comune per riuscire a ripristinare in tempi da record un playground così apprezzato. Questa è un'inaugurazione che coinvolge un po' tutti, grandi e piccoli, qui a Borgo San Sergio. Sì, bellissimo quando vedi poi così tanti bambini in un campo così nuovo, credo sia un'iniziativa veramente bella e fatta bene specialmente. Davvero una bella iniziativa, una bella realizzazione per tutto il rione, ma un po' per tutta la città. Allora spostiamoci nell'Isontino per le notizie appunto da Gorizia. Scatta in tribunale il turnover dei togati, 4 su 11 lasciano a settembre. I sostituti, tutti di prima nomina, arriveranno solo a dicembre, sotto organico anche gli amministrativi. L'appello del presidente Riccardo Merluzzi: senza una seria politica di assunzioni da parte del Ministero la nostra macchina giudiziaria farà fatica ad andare avanti, dice. Le incognite dei contratti degli addetti al processo, figura in scadenza a giugno del 2026, 2 rinforzi all'ufficio del giudice di pace, tra le competenze la partita del CPR di Gradisca. Il comune frena sulla tassa rifiuti, il comune di Gorizia calcolata in base ai volumi prodotti. Stop all'introduzione della tariffa puntuale, annunciato l'addio alle isole ecologiche, costano troppo. Qui vediamo l'isola ecologica operativa attualmente in via Pindemonte a Gorizia. Stagione estiva al via il 2 giugno nella piscina di via Capodistria. Dopo l'ampia pagina che trovate nell'inserto appunto dedicato al weekend, troviamo altre notizie in particolare da Monfalcone. Ecco qui, allora, la firma dei vandali sul nuovo pontile e arrivano le telecamere. Il raid poco dopo l'inaugurazione dell'opera, simbolo dell'estate di Marina Iulia, immediata la pulizia. Ora il comune si attrezza per evitare altri danneggiamenti. Qui vediamo appunto l'atto vandalico, la tintarella e il corrimano già ripristinato. Vediamo appunto che già viene utilizzato in questi primi giorni di bel tempo il nuovo passaggio a mare, diciamo così. Ancora un po' su Monfalcone, rimaniamo appunto nelle pagine del piccolo di Monfalcone. Folgorante
folgorato in cantiere da una scarica elettrica, una notizia che abbiamo dato anche noi ieri. L'operaio, un 57enne italiano di una ditta dell'appalto, è stato ricoverato a Cattinara, non risulta in pericolo di vita, è stato investito da una scarica elettrica di 690 volt. Un lavoratore di 57 anni impiegato in una ditta dell'appalto navalmeccanico, la 4C Global Star Group con sede a Trieste, è rimasto vittima ieri verso le 11 di un infortunio a bordo della nave in costruzione Sea Princess nel bacino di Panzano. L'operaio è stato folgorato mentre era dedito a delle lavorazioni su un quadro elettrico, ha riportato lesioni a entrambe le mani e gli è stata riscontrata una lieve aritmia che anche per la dinamica dell'accaduto ha richiesto approfondimenti ospedalieri. Infatti il 57enne di nazionalità italiana, dopo essere stato soccorso in prima battuta dal presidio medico interno dello stabilimento Fincantieri, è stato poi preso in carico dal personale sanitario di Asugi, accorso con un'ambulanza e successivamente elitrasportato al nosocomio di Cattinara. Qui vediamo danneggiati i veicoli in sosta fra Panzano, Lido e Lacona. 5 episodi denunciati. Solo in uno alla fine si è consumato un furto, sparita da un'auto una borsetta con documenti e 100 euro. Nel mirino anche il camper di un turista francese. Noi ieri ci siamo occupati invece di un altro furto che ha dell'incredibile, un furto accaduto in Scala Santa in una villa, è stato anche qui rubato del denaro da una borsetta, ma la particolarità è che la signora, insomma, che è stata derubata si è trovata faccia a faccia con il ladro in piena notte. Sentiamo che cosa ci ha raccontato Gianluca Paladin. Una donna, la proprietaria di casa, si è trovata faccia a faccia questa notte con il ladro che rovistava nella camera da letto per rubare soldi e gioielli. Tantissimo spavento naturalmente, pensate, trovarsi faccia a faccia con il ladro al proprio risveglio in piena notte. Momenti di terrore nella notte in una villa al civico 149 di Scala Santa. Il ladro in abiti scuri e col volto travisato è riuscito a entrare nell'abitazione forzando una finestra. Prima ha rovistato in giro per la casa alla ricerca di oggetti preziosi e soldi, poi è salito le scale fino a raggiungere la camera da letto della vittima. Mentre la donna dormiva, il ladro ha rovistato nella sua borsetta dove ha trovato 400 euro. A quel punto la signora si è svegliata con il malintenzionato a pochi metri da lei. L'uomo è fuggito subito, uscendo dalla porta principale dell'abitazione. La malcapitata ha chiamato le forze dell'ordine e sul posto è intervenuta la Polizia di Stato con la scientifica. Investigatori alla ricerca di elementi utili per rintracciare il ladro, come impronte digitali e immagini di videosorveglianza. La zona è munita di telecamere, anche private. Forse proprio quelle immagini potranno ricostruire parte del tragitto compiuto dal malintenzionato. Allora torniamo ancora sui giornali, in particolare Il Piccolo, le pagine dell'attualità, Vertice Nazionale a Trieste, ANCE, Edilizia Sostenibile. Domani al Convention Center la Commissione per la Transizione Ecologica e per coinvolgere i cittadini sarà offerto lo spettacolo teatrale 20 grammi. La vicepresidente Ricci, con i bonus solo il 5% degli edifici è stato rinnovato. Una full immersion tra Porto Vecchio, Scienza e Miramare. Vediamo ancora l'attualità. In Italia, delitto a Milano, 15enne strangola un'anziana, la madre denuncia il ragazzo al 112. Uccisa una donna di 82 anni, ex vicina e amica di famiglia. Il gesto del giovane forse scaturito da una discussione. Calciatore dell'Udinese indagato dalla procura per violenza sessuale. Il difensore francese Solet è accusato di abusi su una donna di 32 anni. Violenza sui pazienti, condannati operatori, la decisione del GUP di Roma. Vediamo ancora l'omicidio di Chiara Poggi, si cerca l'arma in una roggia. A 18 anni dal delitto, caccia all'oggetto che colpì a morte la studentessa. I carabinieri hanno perquisito la casa di Sempio, indagato per la terza volta. La famiglia contraria, i genitori sono ipotesi stravaganti, siamo basiti, dicono i genitori di Chiara Poggi. Vediamo ancora le indagini, accelerano le rivelazioni del super test, sempre a Milano, con un'accelerazione improvvisa le indagini sul delitto di Garlasco sono tornate nei luoghi dei protagonisti di 18 anni fa. Qui vediamo invece sulla pagina di Trieste Prima, ancora naturalmente
il box dedicato al giallo di via Verrocchio, il caso Resinovic, il marito indagato per omicidio, il tecnico che rompe la vertebra Lilli, fatti da quel maledetto 14 dicembre ad oggi. Come sapete, insomma, ci tengono aggiornati i giornalisti appunto di Trieste Prima su questo caso, ma anche noi ce ne siamo occupati ieri mettendo a confronto le relazioni relative alla TAC che è stata realizzata prima dell'autopsia sul corpo di Liliana Resinovic. Una lettura un confronto che ha fatto per noi Gianluca Palladin, rivediamolo insieme. Non si rilevano lesioni ossee traumatico-strutturali, anche pregresse, a carico del rachide dorsale, del cingolo scapolare, dello sterno e delle ossa, segni di modica spondiloartrosi diffusa, compatibile con l'età. È quanto si legge nella relazione della TAC eseguita sul corpo di Liliana Resinovic l'8 gennaio 2022 nel reparto di radiologia dell'Ospedale Maggiore di Trieste, alla presenza del radiologo Fabio Cavalli, del medico legale Fulvio Costantinides, oltre a un tecnico sanitario. Nessun segno traumatico viene rilevato nell'area che comprende la tanto discussa vertebra toracica T2. Dunque, secondo quell'esame radiologico, la vertebra non presenterebbe alcuna frattura attribuibile a terzi, lesione che invece sarebbe stata rilevata dallo studio condotto dai medici legali Vittorio Fineschi e Stefano Del Rico, consulenti della famiglia Resinovic, che hanno eseguito una rilettura proprio delle immagini di quella TAC. Rilettura in sede di seconda autopsia fatta anche dall'antropologa forense Cristina Cattaneo. Anche lei riportò quella lesione nella sua relazione. Però, giorni fa, il tecnico di laboratorio Giacomo Molinari, presente all'autopsia sul corpo di Liliana dell'11 gennaio 2022, 3 giorni dopo la TAC, raccontò alla stampa di aver provocato lui quella frattura con una manovra di iperestensione del collo di Liliana, propedeutica all'ispezione autoptica. Molinari aveva anche raccontato che quel tipo di frattura si produce con più frequenza di quanto si creda, eseguendo certe manovre del cadavere in sede di autopsia. Affermazione però criticata da diversi medici legali operanti in tutta Italia. Ma torniamo alla TAC dell'8 gennaio 2022. L'esame radiologico, che viene sempre eseguito prima dell'autopsia, di fatto serve a fotografare i reperti, ad archiviare immagini di ogni dettaglio e parte del corpo prima dell'ispezione cadaverica. Com'è possibile ottenere risultati differenti dall'analisi delle stesse immagini? Eppure, proprio nella seconda consulenza medico-legale a firma Cattaneo, quella lesione è stata considerata elemento chiave a supporto della tesi dell'omicidio, poiché inserita in un contesto di lesività di natura contusiva, quindi attribuibile a mano di terzi. Così da pagina 159 del documento. La presenza dell'intaccatura è stata rilevata anche sull'immagine TAC effettuata in seguito al rinvenimento del cadavere, ovvero quella dell'8 gennaio 2022. Ancora dalla relazione Cattaneo, il rinvenimento dell'intaccatura sulla TAC supporta l'ipotesi che tale frattura fosse presente già al momento dell'esame. Secondo questa documentazione, dunque, quella lesione non potrebbe averla provocata il tecnico Molinari. Ecco che allora casca la domanda: dove sta la verità? Allora, torniamo ancora sul piccolo, vediamo il piccolo isontino, ruba nel ristorante individuato in poche ore, succede a Grado, abbiamo parlato anche noi appunto dei vari furti a Trieste, qui c'è il caso a Grado invece, colpo da 10.000 euro l'altra notte in un locale di via Marconi, il presunto autore è stato denunciato a piede libero, ha forzato l'ingresso, penetrato nel ristorante, ha arraffato 2 cassette e se n'è uscito poco dopo con un bottino a 4 zeri di oltre 10.000 euro. Poteva essere come la puntata fortunata al casinò, ma invece il fruttuoso raid sfuma e meno male nell'arco di appena 24 ore, perché in tempi rapidissimi i carabinieri di Grado si mettono sulle tracce del ritenuto responsabile e al termine delle indagini a buon diritto possono definirsi lampo, lo identificano e denunciano a piede libero. Quindi questo il fatto accaduto ieri a Grado. Vediamo la pagina di Istria, Quarnero e Dalmazia, distanza da riva, ormeggi e tender, le nuove regole per i diportisti, i divieti introdotti dalla Croazia a tutela di sicurezza e ambiente, stop alle cime legate agli alberi e per raggiungere le coste, le spiagge, i paesi più belli dell'Istria e del Quarnero abbiamo realizzato ieri un servizio, c'è anche il nuovo servizio di collegamento via mare che torna dopo un anno di pausa, dopo un anno di stop per questa estate 2025. Vediamo.
Riparte il 26 giugno il servizio di traghetti fra Trieste e le principali località dell'Istria. È stato firmato in Regione il contratto con il gruppo armatoriale Liberty Lines, che gestirà nel triennio 2025-27 i collegamenti internazionali via mare tra Trieste, Pirano, Parenzo, Rovigno e Lussempiccolo. Sì, abbiamo fatto un lavoro di grande determinazione perché la gara inizialmente è andata deserta, poi in procedura negoziata con Liberty Lines siamo riusciti appunto a trovare termini e condizioni in modo tale da poter far riattivare questo servizio tanto sentito e tanto desiderato dai nostri cittadini, ma che adesso punta ad avere anche dei visitatori che dalla Slovenia e dalla Croazia vengano a Trieste sul nostro territorio regionale attraverso dei pacchetti. Il servizio viene ripristinato dopo la sospensione dello scorso anno e sarà attivo dal 26 giugno al 1 settembre tutti i giorni della settimana tranne i martedì, con partenza e arrivo al Molo Quarto di Trieste. Sarà possibile trasportare fino a 200 passeggeri e 15 biciclette per ogni corsa. Previste inoltre tariffe agevolate per gruppi, famiglie, over 65, giovani e persone con disabilità, grazie ai 4,5 milioni di euro stanziati dalla Regione per questa finalità. Queste alcune delle notizie. Ora andiamo ancora a vedere i giornali, andiamo sulla politica, sul Corriere della Sera. Stop di Fitto e Giorgetti, impossibile allungare la scadenza del PNRR, il vicepresidente della Commissione europea, sia ad altre revisioni del piano. La Premier attacca sui referendum, disfano le riforme che hanno fatto. Meloni, la nostra linea è più chiara, la CGIL intensifica le iniziative per il voto. Gli SMS tra von der Leyen e Pfizer, i giudici non rimangano segreti. Vaccini, il Tribunale dell'Unione Europea dà ragione al New York Times. Bruxelles pronti a chiarire. Vediamo ancora, sempre sul Corriere della Sera, perché i nuovi scontri, che ruolo ha il Premier e cosa farà Haftar, il timore che il leader della Cirenaica usi i disordini. Si parla della Libia, torna il caos a Tripoli, oltre 100 morti nella guerra tra milizie. Gli italiani in fuga, ancora violenze dopo l'uccisione di Al-Kikli, cessate il fuoco fragile. Torniamo invece sul piccolo per questa iniziativa interessante che è andata in scena ieri al MIB, l'evento al MIB contro la violenza di genere e il messaggio ai giovani di Gino Cecchettin, con il contributo del SIAP. Davvero tanti ragazzi presenti nella sala di rappresentanza del MIB in largo Caduti di Nassiria per il concerto evento contro la violenza di genere Respect. Di questi la massima parte, 78, provenienti dal liceo Oberdan. C'era anche il nuovo questore di Trieste, Fredella. Vediamo insieme il servizio di Umberto Bosazzi. È alle giovani generazioni che ci dobbiamo rivolgere per far comprendere quanto sia importante cambiare il punto di vista verso le categorie più deboli, notoriamente le donne, i ragazzi, chiunque esse siano, che devono meritare rispetto, prima di tutto rispetto, che è il titolo di questa iniziativa e mi sembra assolutamente calzante. Il questore di Trieste Lilia Fredella così sintetizza Respect, la manifestazione che si è svolta questa mattina al MIB. Voluta dal SIAP triestino, l'iniziativa ha visto da un lato la partecipazione delle varie realtà impegnate sul territorio nella tutela delle donne vittime di violenza ed abuso. L'accento è stato posto anche sul lavoro della polizia, impegnata in un compito che non sempre si conclude con la fine di un'indagine o di un intervento. Quindi vi è stato un momento musicale con la partecipazione della Groove Factory Band. Pensiamo che il tema del femminicidio e della violenza di genere sia oggi un tema assolutamente problematico, è un tema sociale che deve essere affrontato in ogni forma e sicuramente anche la forma d'arte pensiamo che possa essere un canale comunicativo importante, forte, soprattutto più di impatto per i giovani. Attraverso questa formula Respect è diventato un format. Respect sta girando per la regione perché abbiamo già fatto tappa a Udine, Pordenone, oggi Trieste e poi ci sarà anche Gorizia, proprio per parlare ai giovani, parlare di tematiche, concetti anche difficili come la vittimizzazione secondaria, la violenza assistita, l'oggettivazione, la donna come oggetto, quindi oggetto di potere altrui e non soggetto di diritti propri. Respect però si caratterizza, perlomeno per quanto concerne l'edizione triestina, per un aspetto in più. Il dipinto La misura del sogno di Arturo D'Ascanio sarà messo all'asta a favore dell'associazione Giulia Cecchettin. E in questa manifestazione che ritengo davvero prestigiosa dal punto di vista umano,
e mettere a disposizione un'opera il cui ricavato andrà a una fondazione contro la violenza di genere, per me è davvero un onore. Questa dunque è l'iniziativa andata in scena ieri al MIB, è chiaro che di questi temi non si parla mai abbastanza. Ancora uno sguardo al giornale, qui c'è stato, l'abbiamo visto un po' in tutte le prime pagine dei quotidiani, l'incontro tra il nuovo Papa e Jannik Sinner, il tennista, la racchetta che le ho portato è molto simile a quella che uso, il colore è diverso, vuole giocare un po', c'è stato questo siparietto con il pontefice, ha detto lasciamo stare, qui meglio di no, a Wimbledon mi lascerebbero invece, e qui vediamo insomma il saluto e l'incontro tra il Papa Leone XIV e Sinner, il campione di tennis. Il ritardo misterioso nel primo scrutinio del conclave, una meditazione durata più del previsto, così è rivelato padre Cantalamessa, che ha parlato per 2 ore, i dubbi se rinviare. In seguito poi alla morte di Papa Francesco appunto si è svolto il conclave per nominare il suo successore, viene ricordato qui sul Corriere. Ancora la notizia, l'abbiamo già vista in altri giornali, siamo sempre sul Corriere. Garlasco, trovato un martello nel canale, sequestrati a Sempio PC, telefoni e diari. Pavia, le ricerche dell'arma del delitto, ora le prove di compatibilità diranno se quello sparito dalla villetta. Ci fermiamo per un po' di pubblicità, subito dopo sarà con noi l'assessore regionale all'ambiente Fabio Scoccimarro, a fra poco. Bentornati in diretta, 8:05 del mattino, diamo subito il buongiorno all'assessore regionale Fabio Scoccimarro. Buongiorno, ben arrivato. Buongiorno Laura, buongiorno a tutti. Grazie di essere qui. Allora, stavamo così chiacchierando un po' fuori onda e dicevamo che ci avviciniamo alla conclusione, no? Alla manifestazione poi finale del premio giornalistico dedicato ad Almerigo Grills. Se ne parlava anche con giovani colleghi per far conoscere, insomma, che fanno poi più o meno lo stesso lavoro, no? di Almerigo, perché sono anche loro operatori, e si raccontava insomma quella che è stata la commemorazione e la pose della targa proprio sull'albero, insomma, dove è morto Almerigo. Sì. Quindi è stato un momento di pacificazione, insomma. È una cosa molto bella per chi ci ascolta e forse non lo sa. Almerigo Grills era un giovane giornalista di 33 anni che filmava in tutto il mondo reportage di tutti i tipi. Mi ricordo che mi raccontava che lui, uomo di destra, giovane rampante della destra italiana, del gruppo giovanile del Movimento Sociale, il Fronte della Gioventù, un grande leader riconosciuto a livello italiano, ma scelse dopo l'università di fare il mestiere del giornalista e intervistò grandi personaggi piuttosto che andare nelle Filippine. Mi ricordo che ridendo mi diceva: sai che le Filippine stavo con i ribelli maoisti, comunisti, e mi chiamavano compagno Almerigo. Quindi lui filmava ovunque. In quel caso filmava le truppe antigovernative ribelli che andavano a combattere i governativi, e lui era in mezzo che filmava dalla parte dei ribelli, e una pallottola raggiunse e morì. Venne sepolto sotto un albero in Mozambico, e la cosa bella della commemorazione è stata che Gian Michalessin e Fausto Biloslavo, soci di Almerigo nella Albatross Press Agency, che lo ricordano sempre come me, come tutti gli amici, ogni anno il 19 maggio, il giorno della sua morte, essendoci appunto, non essendoci un luogo dove ricordarlo a Trieste, ma pensa che i combattenti antigovernativi, i ribelli, che oggi siedono nei banchi dell'opposizione, e i governativi della sinistra comunista, che sparavano contro, e quindi la pallottola ha raggiunto Almerigo, bene, sono andati insieme. Quindi uno dei capi guerriglieri dell'88, dell'87, del governativo comunista, uno dei ribelli anticomunisti che sparava verso questa persona, bene, sono andati insieme, in divisa, insieme a Fausto e Gian, a mettere una targa sull'albero dove sotto è sepolto Almerigo, appunto nella savana africana del Mozambico.
Quindi è un gesto incredibile che fa riflettere a noi italiani e triestini in particolare, dove dico sempre che il secondo dopoguerra, specialmente a Trieste, non è ancora finito. Perché gente che si è odiata, si è combattuta e sono sparati, comunisti e anticomunisti, oggi sono andati insieme a rendere omaggio a un cronista che ha voluto, col suo reportage, far vedere quanto è orribile la guerra in tutte le parti del mondo. Quindi tutte le polemiche che poi sono sorte intorno al nome del Merigo sono vergognose, specialmente da parte di chi non era neanche nato in quegli anni e non sa che grande personaggio fu il Merigo. E quando lo ricordammo a Milano insieme al Presidente della Regione e il Presidente del Senato Ignazio La Russa, insomma, seconda carica dello Stato, disse senza se e senza ma quello che io dico da decenni, che se il Merigo non fosse stato ucciso in Mozambico da una pallottola vagante, non diretta a lui probabilmente, oggi, dice Ignazio La Russa, sarebbe certamente, se avesse scelto la carriera politica insieme o in alternativa a quella di giornalista che aveva intrapreso, oggi sarebbe certamente ministro. Io l'ho sempre detto, ma senza neppure parlare con Ignazio La Russa, l'ho detto pubblicamente. Quindi un grandissimo personaggio e che non può essere ostracizzato solo per la sua appartenenza politica ad un gruppo giovanile di un movimento che siede in Parlamento. Quindi io spero che, che queste parole vengano sentite e ricordate da quei pochi fanatici che si permettono di ostracizzare il nome del Merigo e magari anche dai tuoi colleghi giornalisti che di parole lo ricordano. Infatti una commissione molto varia fa parte del premio Grills che premia i giovani giornalisti sotto i 40 anni, tra cui la Botteri e Cerno, quindi due persone che la pensano diametralmente opposte in politica, e tanti altri, Toni Capuozzo, che certamente di destra non è, Gomez, no? Ecco, e quindi spero che con questo, spero anche che nella targa in Corso Italia della vostra associazione dei giornalisti, da decenni non viene messo nome del Merigo, è stato messo dentro, all'interno, questo sì, però chi passa, anche un avvocato di Vicenza, mi scrive un messaggio, ma come, non è caduto anche il Merigo Grills, oltre che Marco Lucchetta e gli altri? Quindi c'è ancora una damnatio memoria per chi non è politicamente corretto come un certo giornalismo di sinistra. Allora, c'è una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Allora, grazie alla gentile centralinista signora Paola, regia che mi manda in onda. Claudio. Fino a che non mi dite che ho stufato, do il buongiorno alla cara dottoressa Laura, al caro Fabio, da Claudio Visentini. Ciao Claudio, un bacione a te signora. Buongiorno, siete persone bellissime. Anche tu. Chiedo un tuo cortese parere a te Fabio, ma già lo so, che sei stato presidente, il ritorno delle province, come certo. Oggi nella rassegna stampa puntualmente ha letto la dottoressa Laura. Certo. Aggiungo io, i servizi possono essere maggiormente efficienti se sono gestiti da un ente più vicino alle persone e da persone che i cittadini eleggono in maniera diretta. Chiudo una cosa che mi sta molto a cuore, dicendo che ieri ero presente alla presentazione assieme a mia moglie del libro A tu per tu del presidente della PD, professor Silvano Magnelli, splendida persona assieme alla sua splendida signora Elena. C'è la prefazione sul libro del vescovo Trevisi. La sala del circolo della stampa era stracolma di persone. Laura, molte mi hanno fatto i complimenti che mi sentono sveglia a Trieste. Bene. Rubrica ascoltatissima, complimenti invece dico io all'ideatore della trasmissione. Grazie e buon lavoro. Grazie Claudio, un abbraccio, sempre davvero sul pezzo il signor Claudio Visentin. Presidente, sai che ho portato Giorgia Meloni nel 2018-19, era qua seduta Giorgia Meloni, ancora parlamentare basta e non premier ancora, non Presidente del Consiglio. Venne qui, venne intervistata da Bernardo Gullotta. Bernardo Gullotta, sì, è vero. C'era anche un giorno insomma in cui c'ero anch'io, quindi davvero insomma quindi un bel trasmissione, momento. vedi che è
anche grandi personaggi, anche Sì. già allora È vero, è ho vero. ospitato il Presidente del Consiglio qui negli studi. Al netto di questo, no, grazie, è sempre un piacere sentire Claudio al telefono, sempre con argomenti pertinenti. Le province, io da ex Presidente della Provincia non posso che essere un fautore del ritorno delle province, ma non per antichi ricordi, ma in virtù anche della mia esperienza attuale. Vedi, io quando, Claudio, ho iniziato nel 2018 a fare l'assessore in Regione, ho voluto dal primo momento abbattere quella sorta di, non me ne voglia chi c'era prima, ma l'amor di Dio, poi non c'entra destra e sinistra, parlo in generale, una sorta di torre d'avorio, era difficile da entrare e penetrare. Ricordo che quando ero Presidente, per parlare col Presidente della Regione era un'impresa, che era poi anche un amico come Riccardo Illi, no? Diverse idee politiche ma grande stima fra le persone, oppure gli assessori, c'era Cosolini che era abbastanza facile da raggiungere, anche lui amico, ancorché di partito completamente diverso dal mio, però ecco, al netto dei rapporti personali mi ricordo che era molto difficile interloquire con loro, da amministratore, da Presidente della provincia. Immagina il normale cittadino che andava a bussare alle porte della regione, quindi io ho voluto dal primo momento abbattere queste barriere ed essere quanto più possibile trasparente a disposizione dei cittadini e dei primi cittadini. Non era così facile in passato, oggi ritengo che i miei dirigenti, ma di tutti gli assessorati e il sottoscritto, siano comunque a disposizione e facilmente raggiungibili. Io non ho sentito qualcuno dice non riesco a trovare, eccetera, non compatibilmente con tutti gli impegni che abbiamo, siamo sempre a disposizione. Il nostro mandato è quello. Ecco, questo penso è un grande passo in avanti, ma non basta, perché noi dobbiamo amministrare da Tarvisio a Lignano. Anche per il cittadino non è facile muoversi. Se tu vuoi un permesso per andare a prendere funghi, devi muoverti e fare il tuo bel viaggetto. Quindi la regione non può, secondo me, anche se è una piccola regione, fare tutto e quindi decentrare, come ha detto correttamente l'amico Claudio al telefono, decentrare nei confronti del cittadino quanto più possibile, e penso alle province più grandi, Udine, ho appena citata, della montagna e il mare, insomma un'ora e mezza di macchina da fare, almeno, se non vai in posti ancora più impervi. E quindi è un servizio che si porta in prossimità del cittadino, quindi dare dei servizi molto vicini al territorio, e questo serve nelle province. Poi Trieste, possiamo aprire un ragionamento. Io da ex presidente posso dire che la provincia di Trieste, di fatto, quando ero io in carica, eravamo io e Di Piazza, sempre lui ovviamente, Di Piazza è sempre stato sindaco. Sempre sindaco. Allora eravamo io e lui sempre in coppia, no? E quindi su tantissime cose ci si sovrapponeva. E quindi su Trieste si può fare un ragionamento, la provincia c'è, serve. Io so che Fratelli d'Italia, quando viene proposta, non del nostro partito, ma in coerenza con la nostra onestà intellettuale, aderimmo come direttivo di Fratelli d'Italia della nostra provincia. Mi ricordo Claudio Giacomelli era il presidente del Consiglio provinciale nostro allora, e aderimmo convintamente alla città metropolitana, quindi che poi è un'espressione diversa della provincia, con un istituto è stato creato in Italia per questo. Quindi diciamo che chiamiamo la provincia città metropolitana, ma un ente decentrato in cui ci sia un servizio molto vicino, di prossimità al cittadino, se non altro che non si deve spostare da Trieste a Udine o da Udine a Trieste o da Tarvisio a Trieste, insomma. Ecco, allora questo servizio per una serie di problematiche, dalle strade, alle scuole e ai permessi dei funghi, faccio un esempio, o della pesca, penso che sia la cosa più semplice da fare, anche perché poi si è voluto fare prima della classe abolendo le province, prima ancora che il referendum poi bocciato di Renzi, no? Ecco, e siamo l'unica regione d'Italia che non ha le province, quindi noi le vogliamo rintrodurre, elettive, perché è giusto che chi governa deve rispondere ai cittadini, se ha fatto bene viene riconfermato, se ha fatto male viene mandato a casa, e quindi questa secondo noi è la strada migliore da percorrere, perché poi sbandierando il fatto abbiamo tolto le paghe al Presidente e alla Giunta, ma voi sapete qual è il budget, il bilancio della Regione Friuli Giulia? 7 miliardi. Ecco, cosa vuoi che sia, se dai un amministratore qualche migliaio di euro all'anno, no? Delle province,
per amministrare un ente che dà servizio, nel caso nostro, a 250.000 cittadini, a 750.000 cittadini a Udine, e dare un servizio di prossimità, anche perché poi i dipendenti non è che sono evaporati delle province, no? Sono tutti entrati in regione, quindi sono nel zuppe bambagnato, voglio dire, il servizio lo devi dare, e quindi alla fine si è creato soltanto una gran fuffa, una grande immagine. Abbiamo eliminato uno spreco, nessuno spreco, anzi tutti i dipendenti li conosco ancora, quelli che sono stati in pensione della provincia, li vedo oggi in regione. Allora, una telefonata, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, sono Franco Lega da Udine Nord. Buongiorno. Franco Lega, buongiorno. Allora, signori, ai triestini e ai friulani. Buongiorno. Mannaggia, il dottor Visentin mi ha fregato il primo posto. Non ha salutato Anche Visentini, lui, laureato in friulani. vita, dice le cose bene. E praticamente abbiamo la stessa età, quindi anch'io sono laureato in vita, che ne ho trovate, che ne ho passate di cotte e di crude e anche al sangue. Voglio dire una cosa, il signor responsabile dell'ambiente, no? Ma non si accorge che sono accoltellamenti, rapine, e quindi anche la signora, quella signora che ha detto oggi in rassegna stampa che è stata privata di 400 euro e più, l'ha visto lì in faccia quello che era. Ma possibile che non si possa? Io mi batto sui metal detector. A Roma e anche in Risiera è stato adoperato. Perché non si va dal prefetto e dalla signora Pradella, questore, a vedere perché non lo mettono in piazza Trieste? Il perché? Lui, che essendo nell'ambiente e avendo, come ha detto più volte qui in radio, che prendono questi assessori e questi consiglieri 1.000 euro al mese, quindi potrebbero perdere, un operaio ha 1.000 euro al mese, no? Per fare 200 ore di lavoro. Questi qui per fare 2-3 ore per andare dal questore non hanno il tempo, ma mandateli a casa, grazie. Allora, questa è la lamentela di Franco, insomma, condita da un po' di imprecisioni. Se vogliamo fare politica da bar, non vale tutto, no? Allora, quindi se vogliamo fare luoghi comuni, eccetera, allora io non ho detto che quanto qua è un assessore provinciale piuttosto che comunale o quant'altro, no? Secondo me è giusto che chi si occupa del territorio e lo fa bene sia pagato. Lo scandalo è che io non conosco veramente nessun sindaco, e quanto più piccolo il comune, quanto meno guadagnano, quanto più lavorano i sindaci. Tanto più lavoro. Non è raro vedere in montagna i sindaci che spalano le strade, nessuno li obbliga a farlo, o fare gli impiegati comunali, che non è il loro compito. Quindi io non andrei assolutamente a fare questo tipo di discorso. Se poi fai sindaco di Trieste, una città di 200.000 abitanti, secondo me devi essere pagato, non puoi farlo gratis, e non mi risulta che nei 20 anni di sindaco di Trieste di piazza si sia risparmiato. Penso che nessuno può dire una cosa del genere, certo. No? Anzi, no? Dalla mattina alla sera, no? Sabato e domenica compreso. Quindi su questa demagogia, poi possiamo dividere il mondo tra gente brava e volonterosa che si dà da fare e quelli che non lo sono, ma questo vale per la politica, vale per la vita privata, vale per il lavoro, vale per lo sport, vale per tutto, per il volontariato, vale per tutto, quindi non c'è una categoria rispetto ad un'altra. I privilegi rispetto al passato non ce ne sono, perché chi ha addirittura, insomma, diciamo, in certi casi, come ho detto prima, certi sindaci è vergognoso quanto poco guadagnano, perché rispetto a una cittadina piccola. Quindi questo mettilo via, perché assolutamente è demagogia da bar. Se uno vuole fare questo, vale tutto, insomma. No? E invece, metal detector, per quanto riguarda, che è un po' il leitmotiv. Allora, sono due cose da dire. O viviamo in un paese democratico o in uno stato di polizia. Quello che stai dicendo è che uno, come entra in piazza, deve stare metal detector, ma neanche in Arabia Saudita e negli Emirati Arabi, dove vige un controllo strettissimo, parlo di paesi civilizzati dove si va in vacanza, parlo degli Emirati Arabi, e dove non c'è questo tipo di controllo, ma non c'è neanche, non si delinque. Perché? Molto semplice. Basta andare anche nella Romania stessa, tanto vituperato, sì. No? La delinquenza, intervistando il ministro, ho detto, ma come mai
i rumeni, voi qua vi lamentate che delinquono e da noi no. Molto semplice, ha detto il ministro degli interni rumeno, noi li prendiamo, li mettiamo in galera e buttiamo via le chiavi. E voi li arrestate, il giorno dopo sono fuori e quindi è anche frustrante per la polizia. Quindi il problema è questo, basta vedere i centri che piacciono o non piacciono, ma quando tu prendi delle persone che hanno l'espulsione, che hanno fatto reati, abusi sessuali e li prendi e li sposti in Albania e il giudice il giorno dopo dice di riportarli indietro, allora qua sta il problema, qui sta il problema. E quando il governo Meloni vuole risolverlo, fascista, nazista e quant'altro. Quindi signori, o si risolve il problema che le forze dell'ordine facciano il loro lavoro e lo sanno fare bene, perché lo sanno fare bene il lavoro con i nostri poliziotti, no? Si vede. Soltanto che poi prendono un delinquente e il giorno dopo viene rilasciato, qui sta il problema. Quindi non è tanto di metal detector, eccetera, no? Quindi il problema va risolto in maniera normativa e finché avremo un potere che in buona parte, diciamo, non ho grandissima fiducia nella magistratura, ma quando vedo la storia dell'Albania, che sembra che è uno scontro politico fra poteri dello Stato, allora mi pongo qualche dubbio su come possiamo risolvere il problema finché avremo questo tipo di atteggiamento nei confronti di un premier che vuole risolvere il problema dell'ordine pubblico e della garanzia, che non si risolve in 2 giorni, che sia ben chiaro. Uno pensa che va il governo e il giorno dopo l'è risolto. È un cambio di mentalità, di paradigma, proteggere. Io quando vedo i ragazzi delle scuole che attaccano carabinieri e polizia, ma io mi ricordo andavo a scuola, ci davano un fracco di legnate, ti portavano, a me no, a chi capitava, portavo, perché nessuno si permetteva, andavamo in piazza ma non attaccavamo le forze di polizia, noi di destra. Se qualcuno li attaccava, li prendevano, li picchiavano, li portavano in questura, li ripicchiavano in questura e poi quando andavano a casa i genitori, invece di difendere i poveri bambini, peccavano la terza rata. Quindi voglio dire, signori, se cominciamo a cambiare mentalità e non difendere 4 sbarbatelli che si permettono di attaccare la polizia e dopo la polizia passa quasi dalla parte dell'aggressore, se dà giustamente uno schiaffone in testa o un colpo di scudo addosso a questi delinquenti. Allora, abbiamo una telefonata, buongiorno, chi in linea con noi? Sergio, buongiorno a voi. Sergio, sì, buongiorno. Però come si chiama, il metal detector è stato adoperato anche in Risiera, in Risiera, perché in Risiera e non si può adoperare in città. A parte facciamo un salto di polizia. Mi scusi che devo fare 3 segnalazioni. L'ha appena spiegato, voglio vedere se lei in piazza quando va a fare shopping con i bambini è così contento di essere perquisito col metal detector. Per fare l'ingresso in Risiera è un altro... I bambini, bisogna perché i bambini no? Se do il bambino nello zainetto, il coltello e lo porta a lui? Se vuole delinquere lo do a lui, lo mette nel zainetto. Vediamo certe facce girare per Trieste e poi vediamo che tutti gli accoltellamenti che si fanno qua a Trieste, vediamo che ultimamente la città purtroppo dal punto di vista sicurezza è un sfacelo, perché ogni giorno furti di qua e di là, di su e di giù, che vediamo sul giornale, non lo dico, cioè io leggo i giornali e vedo i social cosa dicono. A parte questo, e io volevo fare una segnalazione, io a lei avevo fatto una segnalazione riguardo all'ara di San Giusto della Terza Armata, che è in condizioni disastrose e ha praticamente il piano tutto divelto dalle radici degli alberi che sono attorno. E aveva detto che interveniva, ma questo parlo ancora dell'altro anno, una delle tante puntate che lei ha fatto questa segnalazione. Non so se sa dove è l'ara della Terza Armata. So, davanti al monumento, quello grande, davanti alle rovine degli antichi romani. E lì del parcheggio a San Giusto, ecco, è in condizioni disastrose. Poi volevo dire, gliel'ho detto anche a Russo, il faro della Vittoria è anche un scandaloso, perché è un monumento dei caduti e la parte alta è tutta arrugginita, è molto arrugginita, vado a vedere, perché è uno sconcio che un monumento dei caduti sia in quelle condizioni. Io ho fatto
2 lettere alla Marina senza risposta, è la solita cosa burocratica che non ti rispondono. E una stupidata, ieri ho preso il tram di Officina e l'obelisco ha tutte le inferriate ruggini. E non c'è manutenzione qua a Trieste, a parte le fontane, potrei andare avanti, ecco, ma solo queste 3 cosette se si potrebbero mettere a posto, perché logicamente se uno passa col tram, io ieri sono passato col tram, ho visto l'obelisco tutte queste ruggini, segnalazioni di Sergio. Ecco, Allora, tutto qua, grazie. se è possibile fare qualcosa. Va bene, buongiorno. grazie Sergio, buona giornata. Allora, per quanto riguarda il discorso sicurezza, ripeto, se si vuole stare a un stato di polizia dove passi per città e prima di entrare in qualsiasi, poi voglio capire perché in piazza mi devono guardare un metro detector e se vado a fare un giro in un'altra via no, allora lo fai dappertutto, ma quindi diventa un... Io non vorrei essere controllato a questo livello, a parte che è pieno di telecamere la nostra città, non solo Trieste, Muggia, anche tutto il resto della provincia è molto ben sorvegliato dalle telecamere. Al netto di questo vale il discorso che ho fatto prima per quanto riguarda la deterrenza. Ripeto, se tu prendi un delinquente e il giorno dopo la molli, quello è il problema. Tu vai in altri paesi, ti riprendono, nella migliore delle ipotesi ti rimandano a casa, se ti va di lusso, che non hai fatto crimini importanti. E se no vai in galera ma buttano via anche le chiavi per un bel po'. Quindi voglio dire, questo è il deterrente. E questo è una cosa. Poi per lamentarsi, allora permesso che io faccio l'assessore regionale e non mi occupo delle manutenzioni dei monumenti, che sia del Faro, che sia quello della Terza Armata sul Sagrato di San Giusto, piuttosto che l'obelisco, non me ne ero mai accorto. Se parliamo dell'obelisco, parliamo dell'obelisco stesso, non sto parlando dell'hotel, l'obelisco che quello deve essere quello è privato sarà comunque e dicono che verrà rifatto, no? Devono ristrutturarlo, ma a parte quello, no? Io penso si deve, cioè, parliamo di cose che è tutto, non è solo quello, possiamo vedere anche altre problematiche che ci sono in giro per la città e sono cose piccole. Io invito chi fa questo tipo di critica ad andare in un'altra città, che sia Milano, che sia Roma o quant'altro, e fare la differenza. Io posso testimoniare che ci sono decine e decine di persone, turisti, amici, parenti, che vengono a Trieste per la prima volta o dopo tanto tempo e fanno i complimenti a noi amministratori, ma specialmente al sindaco e alla sua giunta, in questo caso non è che c'entri molto la regione, per come è bella il Trieste, ma non soltanto i monumenti, come tenuta, come pulita, eccetera. Certo, tutto è perfettibile, per amor di Dio, ci mancherebbe altro che non sia, che sia tutto perfetto come un plastico dei trenini di quando ero piccolo, della Lima, della Riva Rossi, che c'erano tutto bello, perfetto, con tutti gli alberetti, senza una foglia per terra, no? Ecco, allora quello è un cartone animato, non è la realtà, oppure un plastico per i modellisti. Quindi voglio dire, attenzione, è tutto perfettibile, è tutto vero quello che ha detto, per amor di Dio, ma rendiamoci conto dove viviamo, come viviamo e poi anche come andare a spendere i soldi, perché poi li vai a spendere qua, uno può anche dire nel bilancio comunale stanziare soldi per togliere le erbacce del monumento della Terza Armata, dopodiché li toglie gli asili, così ci capiamo, no? Ecco, quella è la coperta. Anche se siamo una regione ben amministrata, un comune ben amministrato, la coperta è sempre quella. È sempre la stessa, no? Allora, c'è un'altra telefonata, poi dobbiamo andare in pubblicità. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, sono Mauro. Mauro, buongiorno. Buongiorno a tutti. No, volevo solo intervenire sulla questione di sicurezza, no? Sicurezza, perché, sì. Si dice sempre che questi vengono presi. Sì. Pronto, buongiorno, sono Mauro. Sì, scusi Mauro, può abbassare il volume della sua televisione perché altrimenti sente soltanto il ritorno della mia voce e mi ascolti però attraverso il telefono perché sennò non riusciamo a dialogare. Ok. Perfetto. No, volevo dire, in questa roba della sicurezza, volevo dire che si dice sempre che questi vengono presi e poi i giudici applicano le leggi e vengono rilasciati. Sì. Ma io dico, le leggi si possono anche cambiare, no? Perché è inutile, si dice prendo però si cambiano le leggi, visto che adesso al governo c'è la signora Meloni. E poi volevo dire un'altra cosa, no? Questi ragazzini che vengono presi, questi qua bisognerebbe dare una bella multa ai genitori, perché sono minorenni, 13 anni, 12 anni che vanno in giro la notte e non so dove sono i genitori,
no? Allora si comincia a dare 1.000, 2.000, 3.000 euro di multa ai genitori. Capito. Poi vediamo, perché l'unica roba cosa che può un po' colpire sono i soldi. Le e allora tasche, bisogna partire insomma, da lì. chiaro. Questa è la soluzione del signor Mauro. Allora, grazie Mauro della telefonata. Cosa dice al signor Mauro? Intanto le leggi ci sono, solo che bisogna anche applicarle. Ho fatto l'esempio dell'Albania e poi se abbiamo qualcuno che pensa di interpretarle in maniera diversa, questo è il risultato. Detto invece per i giovani, molti sono i minori non accompagnati in Italia che delinquono, poi che siano minori poi è tutto da vedere perché si autodichiarano minori, non hanno un documento certo che certifichi la loro minore età, e invece quando si tratta di famiglie triestine, anche i triestini delinquono, non è che sono tutti santi, per amor di Dio, e in quel caso io più che dare multe ai genitori, che poveri magari non hanno neanche colpa, perché non tutte le ciambelle riscono col buco, anche nella stessa famiglia trovi personaggi che conosco, che hanno figli modello e in mezzo magari ce n'è uno che modello non è, e io andrei a fare dei lavori a questi ragazzi, se fanno il vandalismo, che vadano a rimettere a posto, e cose di questo tipo. Non è facile perché con i minori le leggi sono molto, molto problematiche, però insomma non è una soluzione dall'oggi al domani, ma ripeto, la volontà c'è, ma se poi alla fine hai la sinistra che grida al fascismo come metti alla riduzione di libertà, come metti una legge un po' più severa, allora, oppure quando tu giustifichi, come ho detto prima, l'assalto degli studenti, i bravi studenti alle forze dell'ordine e dopo e le forze dell'ordine devono anche pagarsi l'avvocato di propria tasca per andare a difendersi, e bene ha fatto il governo a istituire una norma che prevede che le forze armate abbiano d'ufficio pagati l'avvocato per evitare che abbiano anche, dopo aver fatto bene il loro dovere, abbiano anche il compito della loro busta paga, che altissima non è, dover pagare anche l'avvocato. Allora, dobbiamo fermarci per una piccola pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo, ancora in compagnia dell'assessore Scocimarro. Bentornati in diretta. Allora, siamo sempre in compagnia dell'assessore Fabio Scocimarro, che ieri era presente a questa bella festa. Abbiamo fatto anche noi, abbiamo documentato con un servizio, insomma l'atmosfera che c'era era davvero molto molto bella, molto piacevole, a Borgo San Sergio, no? Il campo di basket, Baskin, il primo campo di Baskin all'aperto di Trieste, insomma una bellissima realizzazione con la collaborazione appunto fortemente voluta dalla Pallacanestro Trieste, con la collaborazione di comune, regione, insomma una bella hanno collaborato iniziativa. Veramente in tanti, fondazioni, quindi l'elenco di chi ringraziare è enorme. Comunque il merito principale va dato alla Pallacanestro Trieste, oltre al comune che ovviamente è indispensabile per realizzare il tutto, perché la Pallacanestro Trieste, vedete, io che ho fatto per 10 anni l'assessore allo sport in provincia, è una realtà unica, perché non solo è una bella squadra di vertice, ben strutturata con dei professionisti di alto livello, ma è bello vederli insieme come squadra, sono veramente una grande famiglia allargata, e quindi l'obiettivo del presidente Mattiasic, che lo ricordo è originario, i genitori sono nati in Istria, giusto per così, anche molto legato a queste terre, perché in America sentono molto il legame con la terra d'origine, certo. E anche Arcieri e la moglie di Arcieri hanno fatto un'associazione a latere della Pallacanestro che va a declinare nel territorio la loro missione, la loro mission in inglese, come dicono loro, no? E quindi andare a portare quello che è lo spirito della grande famiglia dentro la Pallacanestro Trieste nel territorio, e quindi hanno contribuito a fare questo bellissimo campo di basket in periferia a Borgo San Sergio, quindi rivalutando anche in positivo le periferie. L'altro anno l'hanno fatto a Valmaura, quindi bravi e complimenti. E poi in questo campo avvicinano i giocatori a quello che sono anche i giovani che vanno al campo. Era bello vedere poi l'inaugurazione del campo, una partita fra i giocatori mista in cui giocavano, si partecipavano, perché giocare è una cosa un po' forte, mentre i ragazzini giocavano, e quindi insieme ai ragazzini delle squadre. Quindi per loro ti immagini vedere un campione, no, assoluto, professionista, che ha calcato
i campi dell'NBA americana, magari, che con loro che gioca a basket, una roba incredibile se pensi. Mi ricordo quando facevo sport da bambino, molto emozionati, i miei idoli erano i giocatori della Triestina che giocavano in Serie C anche allora purtroppo, e immagina vedere uno che gioca a basket. Hanno anche avuto tempi migliori, sì, i tempi migliori non ero neanche nato quando c'erano i tempi migliori della Triestina. Però anche peggiori purtroppo. Sì, e anche peggiori abbiamo visto. I migliori non li ho visti, i peggiori purtroppo sì. Ma e quindi vedere dei campioni professionisti di squadra di Serie A di vertice, con un paio di innesti che hanno giocato nella NBA americana, è una cosa incredibile in questi ragazzi, ma dare il messaggio proprio di quello che è il senso dello sport, il senso della famiglia. Io ho lanciato un messaggio che rilancio nuovamente qua da Tele 4. All'epoca, da presidente della provincia, facemmo un bel progetto che si chiamava Vincenti nello sport, vincenti nella vita, e portavi campioni di tutte le discipline. Penso anche al canottaggio, c'era il mio amico Riccardo Dei Rossi, ma posso pensare anche Ilario Di Buo, che era campione olimpionico di tiro con l'arco. De Rossi vinse le medaglie d'argento alle Olimpiadi di Sydney, ma penso ai giocatori della Triestina, di basket, che anche allora erano in Serie A, una squadra importante, andavano negli oratori, nei ricreatori a giocare come, non solo a fare la partitella come ho fatto ieri, ma andavano a insegnare ai giovani atleti il gesto atletico. E quindi come fare il blocco, come andare a canestro, piuttosto che a calcio, come fare un dribbling. Certo. E dopo che hanno fatto la prova pratica, cioè che hanno giocato con i campioncini, con i ragazzini, si sedevano ed spiegavano che essere vincenti nello sport, ma anche nella vita: sacrificio, studio, vittorie, sconfitte, delusioni, quello che è la palestra della vita. Quindi vedere come ragazzi, penso oggi vari Ruziere, Capitano De Angeli, eccetera, sono arrivati a giocare professionisti in Serie A, ma quanti sacrifici, quante vittorie, quante sconfitte, quante delusioni, quanti momenti. E quindi mostrare ai ragazzi come che la palestra della, appunto, società è anche una palestra di vita, e li allena a diventare uomini e donne in cui affrontare la vita con successo e con rispetto. Quindi io nel mio piccolo ho fatto tanti sport, tutti a livello schiappa, però ne ho fatti tanti, e però fra i tanti che ho fatto box amatoriale, e il mio maestro, il compianto Mario Del Dega, mi ha insegnato dei valori importanti. Tu andavi ovviamente a livello amatoriale sul ring, volevi vincere l'avversario, però poi alla fine dell'incontro, vincitore e sconfitto si abbracciavano. E grandi campioni come Nino Benvenuti, è lo spirito addirittura, grandi campioni del mondo, penso al grande Nino Benvenuti che ha appena compiuto 87 anni, e abbiamo fatto tutti gli auguri. Finita la carriera, quando i suoi avversari a livello di campioni del mondo sono caduti in disgrazia, li ha anche aiutati. Ecco, questo è il valore dello sport, questo è il valore del pugilato, che io cerco di applicare anche nella vita di ogni giorno e anche in politica, dove non vedo mai un nemico, ma vedo un avversario che bisogna vincere, ma rispettarlo e possibilmente abbracciarlo. Quindi quello faccio io, e penso di farlo abbastanza bene, almeno a questo punto del mio lavoro politico, nei rapporti con i miei competitori, con i miei avversari, è sempre portato alla massima correttezza e lealtà. Allora, un'altra telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Sono Laura da Muggia. Buongiorno Laura, buongiorno. Buongiorno. Volevo fare, non so se l'assessore è giusto, però volevo mettere all'evidenza un problema di pavimentazione a Muggia. Per una salita a Ubaldini si chiama, e arriva in una casa di riposo. E io per motivi familiari ogni giorno vado lì, ho ricoverato un familiare, e sinceramente, a parte la salita che ormai è la prima pavimentazione, si vede che ha bisogno di essere rifatta, perché le piastrelle non hanno le fughe coperte, eccetera, si può inciampare, eccetera. E all'inizio della salita ci sono delle strisce pedonali, e anche lì la pavimentazione va fatta, perché c'è un buco. Ho già segnalato qui che abbiamo la microarea a Zindis, ho già segnalato ieri questa cosa, spero che venga fatto qualcosa, perché anche i familiari che sono anche di una certa età, che vanno su a trovare i loro parenti, i loro cari, certo. Sì, è un po'
difficile, ecco. Va bene, grazie allora della segnalazione, Laura. Allora, conosco molto bene Muggia anche perché la famiglia di mia madre e mio padre sono sposati nel Duomo di Muggia tanti anni fa, quindi conosco bene Salito Baldini. Però queste richieste, comunque è importante farle anche a Tele4, ma è indispensabile che vengano fatte al comune di Muggia, il sindaco Polidori, e fatte per iscritto. Quindi mi date una mail, mi date una lettera, qualcosa, una lettera protocollata, perché tutto verba volant, quello che facciamo qui a Tele4 è importante, però poi se non fate un qualcosa di scritto, e non serve telefonare al centralino, bisognerebbe o fermare il sindaco per strada, insomma, ma mandare un documento scritto sempre e comunque all'ufficio relazioni con il pubblico, URP, del comune di Muggia, e spiegando esattamente quello che la signora. Secondo me poi Muggia è un comune piccolo, Polidori è un amico, è sempre attento alle esigenze del territorio, secondo me la cosa va risolta senza problemi. Comunque, senza problemi. Sempre un piacere sentire qualcuno nella terra dei miei avi. Ecco, benissimo. Allora, un'altra telefonata ancora. Pronto, buongiorno. Chi è in linea? Credo sia caduta la linea. Allora, ci sono anche le mail, Assessore, quindi adesso andiamo a leggerle un po'. Quelle belle, non quelle che criticano. Cerchiamo di leggere tutte. Allora, buongiorno, una domanda diretta all'Assessore Scoccimarro, ci scrive Piero. Cosa ne pensa della possibilità di un terzo mandato alla guida della Regione? A mio parere la popolazione ha diritto di scegliere chi eleggere, sia chiaro che lo dico al di fuori di ogni indirizzo politico personale. Dice io ho conflitto di interessi in questo, perché se ci fosse il terzo mandato del Presidente, quasi automaticamente, non è automatico, ma logica vuole che lo sia anche per la Giunta, quindi andremo a fare il terzo mandato anche noi assessori, no? E quindi potrei dire che per conflitto di interessi la risposta è sarei contento. Invece devo togliermi la giacca d'assessore e mettermi quella di consigliere di Fratelli d'Italia, e Fratelli d'Italia a livello nazionale è tendenzialmente contrario al terzo mandato, anche per una rotazione. Poi certo, è vero, Federica è un ottimo presidente, Federica ha un altissimo gradimento e lo certificano i sondaggi, come anche adesso della Giunta peraltro, ma comunque voglio dire, diceva, e quindi logica vuole che si possa andare in questo senso. Sono logiche secondo me anche che vanno discusse a livello nazionale, non puoi dare il terzo mandato alla nostra regione e non darlo alle altre, quindi è un po' complicato questo. Quindi è un dibattito interessante che si confronta con quello che è anche un'altra opinione che io, per quanto riguarda non tanto la politica ma i manager, sarei molto d'accordo. Cioè, se tu fai lo stesso lavoro per 5-10 anni, poi hai sempre meno stimoli e comunque, specie nel pubblico, tendi a, anche se per quanto uno possa essere formato nella maniera intellettuale più onesta possibile, no? Io faccio un esempio. Prima volta che sono andato a fare il presidente della provincia, l'assessore prima, mio padre, servitore dello Stato militare, mi disse: Fabio, ricordati che nella pubblica amministrazione devi chiudere gli occhi e vedere quello che è tuo. E io lo cerco di mantenere, cioè io lo mantengo anche oggi, però dopo 10 anni che ero in provincia, quando ero presidente, entravi nel palazzo che hai anche le chiavi, come ce l'ho adesso, per andare in ufficio, fuori orario, eccetera, e chiudevi il palazzo. Dopo 10 anni, psicologicamente, un po' tuo lo senti, e invece dentro non è neanche la penna e la gomma da cancellare. E quindi cambiare, perché poi ti immedesimi, perché io vedo certi amministratori pubblici, mi ricordo decenni fa, dicevano il mio stadio, la mia, ma tu non hai niente, neanche la penna da scrivere con cui sei in scrivania. Anche il foglio. Ecco, e quindi stiamo attenti, vale nella pubblica amministrazione, vale nel privato. Dopo 5-10 anni può venire meno lo stimolo. Lo dico per me, in primo. Però ovviamente tu mi dici vuoi fare il terzo mandato di presidente, quasi automaticamente lo facciamo anche noi. Quindi andrebbe anche quindi bene. È una domanda che va posta a qualcun altro e non al sottoscritto. E non a un componente, insomma, della Comunque Giunta. sono due scuole di pensiero. Certo. E i cittadini è giusto che scelgano, e certamente l'attuale amministrazione è un'amministrazione modello, tra l'altro anche a livello finanziario, non tutti lo sanno,
è stata premiata, voi l'avete detto più volte, ma insomma lo ricordiamo, è stata premiata come la migliore amministrazione regionale d'Italia per quanto riguarda il rating, la tenuta dei conti, insomma quello per cui ti dicono se sei più o meno affidabile, quello per cui quando vai a fare un mutuo in banca dicono quanto mutuo puoi avere, quanto no, quanto tu hai solvibilità e quanto sei ben amministrato nella tua famiglia, e quello è il rating che fanno le banche. Il rating della regione Venezia Giulia è il primo in Italia. Allora, abbiamo un'altra telefonata, buongiorno, poi ho visto anche intravisto, credo Marco Stabile in collegamento, ditemi quando è pronto il collegamento appunto esterno. Sentiamo la telefonata, buongiorno. Buongiorno Bucarella, sono Diego. Diego, buongiorno a lei. Allora, un saluto all'assessore Scocimarro, il quale così lo ringrazio per aver offerto il caffè al corpo di guardia in Piazza Unità 2 domeniche fa durante una gara podistica. Non occorre dirlo, non solo a lui, anche stamattina agli operai di Barcola. Rimane solo tra noi e qualche migliaio di telespettatori. No, ma sai non lo sapranno. Posso interromperti? Sai come insegno mio figlio quando vedo qualche servitore dello Stato al bar, no? Polizia, carabinieri, pompieri, eccetera. Salutali sempre e se puoi offri anche un caffè, è una maniera simpatica di dire grazie del lavoro che fanno per la nostra sicurezza, e quindi l'ho esteso a tutti e anche alla guardiania della regione, vabbè, ma non ho questo. Vabbè. Alla guardiania che è molto professionale, comunque vedo che lei sta tramandando questa tradizione di famiglia anche a suo figlio. Molto. Sono molto bravi, adesso arriviamo alla domanda seria. Tutte le forze di sicurezza salutiamo. Benissimo. Allora io volevo chiederle qual è lo stato d'arte dei lavori nella baia di Grignano, per capire anche se verrà rifatto il solaio di quel tunnel pedonale che congiunge Grignano 1 a Grignano 2, che versa da anni in condizioni pietose. Ecco, era una mia curiosità. Con questo io vi saluto, vi ringrazio e vi auguro una buona giornata. Altrettanto, grazie Diego. Allora, parto dalla seconda parte della domanda. Allora, io non ho la delega ai lavori pubblici, ma seguo, perché sono di Trieste, vado a Grignano, una priorità stupenda, e ho partecipato con la pala alla prima posa, della prima pietra del cantiere, che viene fatto a pezzi in maniera che verrà interrotto, penso sono già interrotto adesso, per consentire la stagione balneare. Quindi se prima un pezzo, più o meno mi scusi Assessore se la interrompo solo un attimo, riprendiamo subito dopo perché vedo pronto Marco Stabile con il collegamento. Allora vorrei dare subito la linea a Marco Stabile, che vedo in una situazione anche bella, sportiva, anche in questo caso, già come ieri. Allora Marco, buongiorno, a te la linea. Buongiorno Laura, buongiorno all'assessore Scocimarro. Giochi FIDA e di Trieste a Campo Colonia, una giornata di festa per 6 scuole triestine. Siamo con Stefano Formigoni, uno degli organizzatori, che ci racconta di cosa si tratta e ci spiega un po' il senso di questa iniziativa. Ma a chiusura di anno scolastico le nostre scuole paritarie primarie della FIDAE si sono ritrovate per la terza volta per una giornata di festa, come vedete, e per cimentarsi in attività sportive inclusive. Bene, noi vediamo i ragazzi già pronti per questa giornata di festa. Dicevamo numero di scuole, tipo di attività e, come dire, senso di inclusività alla base dell'iniziativa. Ma il numero di scuole sono 6, quindi 6 scuole primarie, sono le quarte e le quinte, i ragazzi che finiranno quest'anno il percorso, i più grandi, e quelli che l'anno prossimo si cimenteranno con l'ultimo anno di studi, si metteranno alla prova con gare di corsa, ma anche di mira e di lancio del Vortex, per cui concluderanno poi con una staffetta per dare tutta una serie di classifiche che porteranno al vincitore. Bene, vediamo insomma ovviamente grande coinvolgimento dei ragazzi, degli insegnanti, con l'obiettivo di lanciare appunto un messaggio, cioè si può fare sport tutto assieme, mi sembra questo anche un po' il senso. Esatto, il nostro intento era proprio quello di riunire tutte le nostre scuole in un momento di festa, in un momento di gioia, prima ancora che di competizione. Certo, ovviamente ribadiamo, si tratta di scuole che aderiscono, diciamo così, all'ambito cattolico della città, e quindi c'è questo spirito anche di fondo.
Sì, ci sono le scuole cattoliche, ma c'è anche la scuola ebraica che fa parte della nostra rete, per cui abbiamo fatto proprio una rete estesa e ampliata e ci fa piacere proprio questo ulteriore elemento nella nostra squadra. Programma tutta la mattinata? Tutta la mattinata, dalle 9 alle 12, inizieremo fra pochissimo. Stanno facendo un riscaldamento molto gioioso, per cui vedete che è una bella giornata che ci attende. Caldi sono caldi, questo è sicuro. Benissimo. Allora, forza Collegio di Messe. Sentiamo il coro. È molto bello essere qua. Molto bene, molto bene. E direi che ti do la linea prima di essere assalito qua dagli sportivi in erba. A te, Laura. Sei nel tuo ambiente, Marco. Grande, insomma, che commento vuoi fare? Con Complimenti, tanti bambini, veramente. è davvero una bella iniziativa anche questa. Insomma, Bellissimo questo. Poi diciamo che tutte queste scuole cattoliche e la scuola ebraica non sono scuole confessionali, si può iscrivere chiunque. È vero, Poi, infatti. poi tu fai la preghiera, ma ovviamente non puoi vietare di fare la preghiera. Dopo se uno non è cattolico può non farla, però voglio dire, è accolto chiunque, compreso nella scuola ebraica, anche se non sei della comunità ebraica, se non professi la fede ebraica, tu puoi tranquillamente iscriverti. Quindi voglio dire, sono scuole aperte a tutti, diciamolo. E poi è bello, però portano avanti i valori di quelli che loro credono. Quindi il cattolico uno, la scuola ebraica l'altro, però complimenti, sono molto buone. Mio figlio le ha fatte una di queste. Testimonio personalmente che sono fantastici, veramente un'esperienza da ripetere, consiglio sempre a tutti. Allora, c'è la telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, sono Livio. Livio, buongiorno. Buongiorno, volevo fare una domanda all'assessore, gentile assessore. Dica. Grazie. Volevo chiedere, io ho vado con il permesso. È caduta la linea, ci dispiace anche perché siamo quasi in chiusura, dovevamo anche finire di rispondere al telespettatore precedente, Diego, sulla questione di Grignano. Magari velocissimo, su Grignano, la galleria che collega Grignano 1 e Grignano 2, per chi, i due bagni, per chi non lo sa, ma penso lo sanno tutti, mi sembra, ma non ho la certezza perché non ho la delega ai lavori pubblici, mi sembra che sia privata e quindi in teoria neanche il transito sarebbe consentito. Se dovessero mettere un cancelletto, quell'area non dovrebbe essere transitabile. Io me lo ricordo da 50 anni fa scarsi, quando facevo il bagnino a Grignano 1, ma però non posso essere certo, no, anche dopo tanti anni, che quell'area sia privata o pubblica. Temo che sia privata, per questo c'è il degrado così avanzato. Evidentemente chi ce l'ha non vuole fare questo tipo di lavori o sono molto costosi. E penso che se in caso di pericolo potrebbe anche essere chiusa, con un grave fastidio per chi vuole transitare da una parte all'altra, dove fare tutto il giro e risalire la costa. Quindi questo dovrei fare degli approfondimenti, ma io non sono in grado di dire se l'area è pubblica o privata e quindi a chi spetta le manutenzioni. Come dicevo prima, per il resto della superficie del Grignano a mare verrà fatto in 2 lotti funzionali, uno quest'anno, poi verrà interrotto, adesso sono già interrotto per la stagione estiva, e poi viene ripresa l'altra parte per poter finire il lavoro, che ce n'era bisogno perché gli alberi hanno fatto salire tutte le superfici di cemento e di porfido, perché dopo tanti anni le radici hanno fatto il loro dovere, cioè si sono alzate insieme agli alberi. Sì, è chiaro. Allora, vediamo se riusciamo a recuperare velocemente la telefonata di prima, perché adesso dovremo lasciare andare ai suoi impegni l'assessore. Allora, pronto, buongiorno. Sono sempre Livio, è caduta la linea prima. Rapidissimo Livio, le chiedo la domanda all'assessore, qual era? La domanda era questa: io ho un permesso per prendere la legna secca nel bosco di Opicina, se non che ogni anno il permesso scade, dopo che scade ho sempre difficoltà di aspettare 3, 4, 5 mesi per avere il rinnovo. In fin dei conti noi puliamo il bosco, risparmiamo il gas, non compriamo il gas da Putin. Non so perché la burocrazia blocca questo sistema che trovo assurdo. Grazie Livio della telefonata. Allora possiamo dare quello che dicevamo prima, risposta. Bisogna portare il servizio più vicino ai cittadini, quindi le province vanno a assolvere questo compito. Uno va
in Palazzo Galati, trova l'impiegato, lo fa direttamente lì. E poi stiamo... È proprio l'esempio, stiamo no? che noi, guarda, noi da quando abbiamo iniziato 7 anni fa, noi per attuare il nostro programma, io ho sempre detto, abbiamo un solo grande ostacolo da scalare, una montagna che è alta come l'Himalaya, che si chiama burocrazia, e noi stiamo cercando ovviamente tra le 1000 leggi di sburocratizzare quanto più possibile. Non è semplicissimo perché ci portiamo dietro 80 anni di leggi, leggine e di burocrazia, e poi gli stessi funzionari molto spesso, non tutti per amor di Dio, qualcuno vuole magari, non vuole cedere magari piccole porzioni di potere. Noi con l'introduzione delle province penso che problematiche banali come questa di raccogliere la legna non è che uno diventi armato, basterebbe secondo me una semplice comunicazione, una mail, una PEC di comunicazione che si fa ed è morta là. Si risolve rapidamente. Allora grazie all'assessore Scocimarro, torni presto a trovarci qui a Sveglia Trieste. Se mi invitate vengo sempre molto volentieri. Buona giornata a tutti. Buona giornata, e noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, fra poco ci sarà con noi la segretaria di Azione Daniela Rossetti, a fra poco. Tornati in diretta 9:07 del mattino, diamo subito il buongiorno alla segretaria provinciale di Azione Daniela Rossetti. Buongiorno, ben arrivata. Grazie, buongiorno a tutti. Grazie di essere qui. Allora fra poco introdurremo vari argomenti di cui si sta occupando Azione in questo momento. Prima devo dare una notizia di cronaca, un'operazione imponente della polizia. Abbiamo anche le immagini relative a questa operazione. Le possiamo anche vedere, sono immagini forniteci proprio dalla polizia stessa. Un'operazione intitolata Dangerous Route, si riferisce alla rotta balcanica, ha coinvolto un gruppo criminale pakistano attivo nel favorire l'immigrazione clandestina lungo la rotta balcanica, rapina, tentata estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione, lesioni aggravate, gli altri reati contestati agli indagati. Ieri sono proseguite fino a tarda notte le operazioni condotte dal Servizio Centrale Operativo della Squadra Mobile di Trieste insieme alla polizia slovena, croata e bosniaca, attivate dal Servizio per la Cooperazione Internazionale. Praticamente sono stati nei confronti di 7 soggetti, tutti di origine pakistana. Leggo proprio, riassumo in qualche modo il comunicato, ritenuti all'esito appunto delle investigazioni parte integrante di un gruppo criminale attivo nel favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Gli indagati sono anche responsabili appunto di plurimi episodi di rapina, estorsione e sequestro di persona proprio a scopo di estorsione. Nello stesso contesto sono stati tratti in arresto nella flagranza del reato di sequestro di persona due altre persone di etnia pakistana indagati in stato di libertà, ulteriori 3 soggetti, tutti facenti parte del gruppo criminale. Insomma davvero un'ampia operazione che ha sgominato questa banda di cui avevamo già in qualche modo parlato, un bruttissimo episodio appunto di rapina, di sequestro di persona, scusate, proprio a scopo di estorsione. Qui vediamo proprio il coinvolgimento della nostra città, della città di Trieste, ma è davvero un'operazione internazionale, sono coinvolte anche proprio le polizie, abbiamo visto dei paesi dei Balcani a noi vicini proprio sulla rotta balcanica, un'operazione che è andata a buon fine, quindi complimenti naturalmente alla polizia, alla squadra mobile, a tutti coloro che hanno collaborato per il felice esito di questa operazione, che ha sventato poi, è riuscita a salvare anche delle persone che erano state sequestrate proprio a scopo di estorsione. Sappiamo insomma dei soggetti criminali che operano purtroppo lungo la rotta balcanica. No? No, veramente complimenti alla polizia, perché queste sono operazioni complicatissime. È bene anche che sia stata fatta in collaborazione ovviamente con tutti i paesi a noi vicini, perché non è una questione che riguarda solo l'Italia o solo Trieste, chiaramente è una rotta per cui attraversa vari paesi, e solo la collaborazione fra le forze di polizia dei vari paesi può portare poi a risultati così importanti. Bene, quindi
che sia andata a buon fine, complimenti, e speriamo che sempre più queste tratte siano, diciamo, pulite da criminali che non devono essere messi in condizioni di agire. Quindi complimenti ancora. Davvero, ne parleremo sicuramente anche nei nostri telegiornali. Allora, veniamo invece alle iniziative di azione, in particolare per quanto riguarda l'assistenza agli anziani. Anche questo è un tema che trattiamo spessissimo qui nelle nostre trasmissioni, una iniziativa che riguarda poi in particolare le case di riposo, no? Sì. State facendo dei banchetti, delle raccolte? Stiamo facendo dei banchetti di ascolto in tutte le piazze e strade della città. Via da qui oggi alle 10:30 saremo in via in Ponziana, via Orlandini, quindi ci troverete lì. Allora, abbiamo deciso di affrontare il problema dell'assistenza agli anziani perché è un problema enorme che coinvolge, direi, quasi tutte le famiglie, tutti i triestini, in modo diretto o indiretto, in modo più o meno importante, però ci coinvolge tutti. Ed è un tema che presenta tantissime criticità. Allora, siccome è enorme, noi abbiamo deciso di spezzettarlo e di affrontare appunto i vari tempi uno alla volta. Quello che stiamo facendo adesso sono dei banchetti di ascolto, soprattutto, ma non solo, ma soprattutto sulle case di riposo, per capire un po' quali sono i livelli di servizio, diciamo, che vengono offerti. Quindi facciamo un questionario, facciamo diverse domande alle persone. Le persone, devo dire la verità, c'è una ottima risposta, nel senso che sì, hanno voglia di confrontarsi, di parlare, di raccontare le loro esperienze. Alcuni ci raccontano di esperienze positive, altri di esperienze meno positive, diciamo. E lo scopo, il motivo per cui noi facciamo questa cosa qui è poi per parlare ovviamente anche con gli operatori del settore e insieme, dati i risultati dei questionari, parlando con le persone in strada, parlando con gli operatori del settore, arrivare alla formulazione di alcune proposte che non saranno risolutive di tutti i nostri mali, ma saranno almeno migliorative di alcuni aspetti che sono quelli più importanti. Queste proposte verranno poi portate alle istituzioni e da lì inizierà un iter, spero, positivo, perché insomma spero che ci sia sensibilità da parte di tutti su temi così importanti e che vanno a toccare veramente la vita di ciascuno di noi, perché la persona anziana con delle patologie che possono essere fisiche, possono essere di demenze, Alzheimer e cose di questo tipo, si trova veramente in difficoltà. E dove c'è una famiglia presente, con possibilità economiche, con voglia di aiutare, eccetera, è già complicato. Se poi la famiglia o non è presente perché magari la persona è sola, oppure la famiglia è presente ma non ha una condizione economica per potersi impegnare in modo importante su questa cosa qui, diventano veramente delle situazioni che sono pesantissime, pesantissime davvero, per tutti, per l'anziano in difficoltà, ma anche per i familiari che vorrebbero aiutare, ma non sanno veramente come gestire la cosa e quindi è veramente importante cercare di alleviare alcune situazioni. Allora, abbiamo una telefonata, subito la sentiamo. Buongiorno, chi è in linea con noi? Sono Valentina, pronto, buongiorno. Valentina, buongiorno. Complimenti alla sua trasmissione che è sempre serena e sorridente e prende tutte le domande molto molto a cuore. Grazie. Allora, Valentina. cara, mi volevo dire una cosa, la signora fa questa pubblicità di questi colloqui per anziani, ma non sarebbe bene anche combinare qualcosa per noi novantenni, qualche visita a domicilio? Ok. Qualche visita a domicilio, ma esiste, però deve fare una sfilza di documenti, controlli di via Farletto, dei medici, di base, di quello, che non ce la facciamo noi novantenni. Così prendere nota nelle anagrafi che sono tanti novantenni a casa, anche sono assistiti dai suoi familiari, figli, minore e tutto, però un colloquio di qualche lamentela
dell'amministrazione, della burocrazia, delle cose difficili che sono. Capito. Ecco, questo volevo dire. Sarebbe bene organizzare qualche persona, ecco, come questa gentile signora presente, venire a domicilio, chiedere buongiorno signora, come sta? Così, Capito. ecco, queste cose qua, perché non siamo tutti abili a andare là dove, San Giacomo, non so dove. Chiarissimo. Questo in questo caso a Ponziana, credo, no? Sì, oggi siamo è tutto utile, però bisogna avere un familiare che ti porta là, che ti aspetta, non hanno tempo oggigiorno, poi hanno le sue difficoltà. Non hanno tempo, gli anziani un po' meno così, non hanno la possibilità, infatti. Grazie del suggerimento, Valentina, grazie, intanto complimenti. Magari se la signora mi autorizza a Tele4 a darmi un contatto, io sono disponibile a parlare con la signora, andare anche a casa, non è un problema. Non è un problema. Però deve autorizzare a darci il contatto. Fornire il numero e mettervi in contatto, insomma, in qualche modo. Allora, va bene, speriamo insomma di potervi mettere in contatto in questo modo. Sì, prego. Questo qui effettivamente è un problema, è uno dei problemi, no? Perché ci sono persone come la signora, se ha 90 anni complimenti perché davvero, caspita, è lucidissima, è presentissima, è con voglia appunto di mettersi in gioco, di parlare, eccetera. Ma per esempio abbiamo una delle cose che abbiamo constatato, ma insomma si sa per chi vive un po' la città, ci sono tantissime case a Trieste che non hanno l'ascensore. Ci sono anziani che vivono in primo, secondo, quinto piano, che sono a posto, come la signora, che potrebbero fare la loro vita, ma magari hanno delle difficoltà semplicemente a scendere le scale o a salirle, no? Per ritornare a casa. Allora, in questo caso spessissimo si trovano prigionieri in casa. Potrebbero in teoria uscire, andare a farsi il caffè con le amiche, andare a teatro, andare a vedere un cinema, indifferente, fare delle attività, ma non possono perché hanno difficoltà a scendere e a risalire le scale per tornare a casa. Allora, esistono dei servizi di cooperative che fanno il trasporto, ma sono costosissimi, sono veramente costosissimi. Quindi anche lì riuscire ad avere un qualcosa di organizzato, perché se io sono la singola persona che vive non so dove, in qualche posto della città, e chiamo questo servizio, queste persone devono venire lì, accompagnarmi, portarmi giù, poi riaccompagnarmi a casa e effettivamente c'è un costo perché c'è tempo, ci sono i mezzi che devono essere utilizzati, eccetera. Se invece la cosa fosse organizzata per rione, già si potrebbe ottimizzare questa cosa qui e quindi il costo sarebbe minore. Abbattuto, ad esempio, certo. E quindi anche a costo, diciamo, zero da parte del comune si potrebbe facilitare una rete di queste persone. Si può usare un'associazione, si può usare associazioni di volontariato, ce ne sono. Quindi anche a volte l'organizzazione aiuta a mettere in rete le persone e a facilitare cose che oggi magari esistono ma sono estremamente costose e riusciremo ad abbattere i costi. Questa può essere un'idea, no? Un'idea, assolutamente. Allora, dobbiamo fermarci, mi dicono, per una breve pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo, a fra pochissimo. Bentornati in diretta, ancora in compagnia di Daniela Rossetti di Azione. Allora stiamo parlando della questione anziani, degli anziani, come ci diceva prima la signora Valentina, un po' prigionieri in casa, no? In qualche modo, quindi si potrebbe fare qualcosa per risolvere questo problema. Qualche suggerimento è stato già dato. Allora sentiamo subito la telefonata. Pronto, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno dottoressa Bucarella, a lei e alla sua ospite, sono Fulvio. Buongiorno Fulvio.
Guardi, io ascolto tantissime volte, non trovo neanche più parole per intervenire perché veramente è deludente sentire le risposte. Ci sono tantissime criticità come nel resto dell'Italia, anche qua nel nostro territorio libero di Trieste. È avvilente anche sentire il silenzio e l'omertà sulle nostre peculiarità. Tutti quanti chiedono i punti franchi, lo ha detto il stesso ex presidente Zeno D'Agostino, gli industriali friulani chiedono di poter entrare dentro nei punti franchi, ma perché nessuno dice la ricchezza che darebbero le nostre peculiarità? L'attuazione dei nostri diritti sarebbe la soluzione a tutte le carenze che noi abbiamo e tutti stanno zitti, ma è una vergogna. Guardi, io sono talmente amareggiato di una situazione del genere dove io pensavo, come in tutte le realtà, una certa dose di, diciamo, che non vada bene, una percentuale che non vada bene di persone è quasi fisiologico, ma qua sembra che siano tutti quanti camminano a 90 gradi, mi scusi il termine, ma è così. Ma è mai possibile? Abbiamo una legge che ci dà ragione e nessuno spiega cosa dice questa legge. Capito, Fulvio, va bene, grazie. Grazie della telefonata. Allora insiste insomma su questo tasto, sì, però no? Fulvio, io non sono d'accordo, perché non è vero che tutti stanno zitti e tutti sono a 90 gradi, che poi vabbè. Non è vero, perché sui punti franchi, per esempio Azione, nello specifico io e il presidente Zeno D'Agostino si era anche messo al nostro fianco in questa battaglia. C'era stata una conferenza stampa congiunta, quindi non è vero che stiamo zitti. Noi abbiamo fatto un'interrogazione parlamentare sia alla Camera che al Senato su questo argomento qua, per poter sfruttare appieno le peculiarità dei nostri punti franchi e del porto e dell'extraterritorialità doganale del porto. Quindi si informi, cioè nel senso, questo stava su tutti i mezzi di stampa. Dopodiché noi non siamo al governo, quella è una cosa che deve portare avanti il governo di centrodestra, ma insomma indifferente, non la sta portando avanti, ma non venga a dire che nessuno dice nulla, perché non è vero, non è vero. Quindi noi abbiamo fatto una battaglia sui punti franchi, credo che quello sia una peculiarità, ha ragione, fondamentale del nostro porto, infatti, del nostro territorio, va usata, non è una cosa esportabile altrove come tante altre cose purtroppo, quindi quella la dovremmo usare. In parte con la gestione D'Agostino questa cosa si è avviata, non è andata a buon fine in toto, però dei passi sono stati fatti. E non è che siamo tutti uguali, no? Esatto, bisogna continuare su quella strada lì e comunque per piacere smettiamola di dire che siamo tutti uguali, perché non è così, perché ci sono alcune persone, alcuni partiti che puntano su alcune cose e altri che puntano su altre. Noi su quella cosa lì abbiamo fatto una battaglia, quindi tutti uguali no. No, non accettiamo questa parte insomma, della consueta telefonata insomma, del signor Fulvio. Allora, buongiorno, oggi il notiziario ci ha ricordato che sono trascorsi 6 anni dal crollo della piscina terapeutica, ci scrive ora Betti, una struttura così importante soprattutto per chi ne ha assoluto bisogno. Quando ne avremo un'altra? Perché è stata transennata l'area sottraendo posti auto alla cittadinanza? Grazie. Insomma, sì, lì siamo riusciti a fare un meraviglioso parcheggio che non si può usare e sembra che questa amministrazione riesca a concentrarsi solo su supermercati, parcheggi, neanche tanto, parcheggi chiusi, ecco, e qualche rotonda. Purtroppo quella è una struttura fondamentale, il nostro sindaco aveva promesso non so quante volte anche in questo studio, sì, progetti meravigliosi, cose fantasmagoriche in vari punti della città, in Portovecchio, e cose fantastiche, bellissime, bellissime, che però non si sono mai viste, non ce n'è proprio traccia, non ci sono progetti, non c'è niente, ci sono un sacco di chiacchiere, come troppo spesso accade, e poi quando c'è da concretizzare non si fa nulla. Allora lì ci
sono migliaia di persone che usavano quella struttura lì a scopo terapeutico. Non stiamo parlando di un punto di svago, che comunque è importante anche lo svago, ma qui stiamo parlando di una cosa terapeutica, bisogno, per cui di bisogno, no? Di persone che andavano lì a fare riabilitazione, a fare cure, di bisogno. Quindi andare a fare propaganda con annunci a vuoto, completamente a vuoto, perché lo vediamo il risultato, no? Dopo tanti anni è nullo, quindi fare annunci a vuoto su cose così importanti, ecco, direi che qualcuno si dovrebbe vergognare di una cosa del genere. L'appello è sempre quello di guardare ai fabbisogni dei cittadini, delle persone, perché ci sono delle esigenze importanti delle persone, e non appunto fare queste, buttare lì delle idee a piede libero, senza nessun aggancio con la realtà, semplicemente per far vedere che si è bravi, e dopo però quando si va a vedere i risultati sono veramente sconfortanti. Quindi... Allora, abbiamo un'altra telefonata subito in arrivo. Buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, sono la signora Mariella. Mariella, innanzitutto vi dico che ho trovato un'amica tramite la vostra emittente, e quella è lei. Ecco, vi dico solo che sono 5 mesi che non posso uscire più di casa. Ho l'aiuto, ho avuto l'assistenza, ho avuto anche la 104 in maniera completa. Sono stati molto bravi gli infermieri, il personale, eccetera. Mi hanno aiutato, sono venuti a casa a farmi i prelievi, e ieri ho avuto un problema grosso e la mia dottoressa, che ce l'ho appena da pochissimo tempo, perché la dottoressa di base, dico, mi ha ricevuto senza orario, eccetera, però la burocrazia è lunga. Le attese sono lunghe, devo aspettare per poter avere un carotto, insomma è molto questo. Per la cardiologia devo aspettare fino al 18 di luglio, 2 mesi, per fare un altro esame addirittura il prossimo anno. Ecco, però l'assistenza che ho avuto fin d'ora è stata meravigliosa. Ma i tempi sono troppo lunghi e troppa burocrazia, questo lo devo dire. Grazie di averci raccontato la sua esperienza. Intanto, insomma, ci dispiace di questi problemi, insomma, immaginiamo di salute che le impediscono così di uscire di casa, di avere così una vita normale, più così come era probabilmente abituata, però dice la signora Mariella, bene l'assistenza, però troppa burocrazia, troppe attese, troppe lungaggini, no? Sì, e ha ragione, che sentiamo questo spesso. Non è solo una sua sensazione, una sua esperienza personale, ma è quello che purtroppo si riscontra come standard. Allora, premetto che gli operatori sono al 99%, intendo infermieri, medici, tutti gli operatori del mondo sanitario sono nella stragrandissima maggioranza dei casi persone meravigliose che si fanno in 4 proprio con spirito di sacrificio, con una vocazione verso l'aiuto per il prossimo. Quindi un grazie enorme a queste persone che sul campo ogni giorno ci mettono del loro per aiutare, per venire incontro, anche con un sorriso, una parola gentile, cercando sempre di essere sul pezzo. Dopodiché poi c'è il sistema, e il sistema purtroppo ha una marea di problemi. Qui passiamo all'ambito sanitario. In sanità uno dei problemi che c'è è quello delle liste d'attesa lunghissime. Come azienda avevamo fatto delle proposte per abbattere le liste d'attesa. Ovviamente servirebbe investire alcuni soldi che ci sono, parlo a livello nazionale, per utilizzare in questo caso specifico il privato per poter smaltire le liste d'attesa. Quindi lo Stato paga il privato, quindi non è il singolo cittadino che paga il privato, ma è lo Stato che paga il privato per riuscire a liberare un po' le code infinite che si sono create soprattutto su alcune visite, alcuni tipi di esami e alcune patologie specifiche. Si parla anche di anni di liste d'attesa, quindi insomma robe che uno in anni, vabbè, se ha qualche problema è bella che è andata, no? E sulla burocrazia è un'altra cosa importante, perché se la burocrazia è complicata per una persona
diciamo nel pieno della sua attività, figurarsi per una persona anziana, esatto, che magari ha anche problemi a recarsi negli uffici, ha problemi a usare tutti i sistemi informatici, le app, eccetera. Diventa veramente complesso, quindi o hai qualcuno che ti aiuta oppure sei in difficoltà. Quindi ci sono questi due aspetti, c'è l'aspetto personale degli operatori che sono veramente super, e poi c'è l'aspetto invece di una macchina che si sta arenando, e guardate che la popolazione sta diventando, viva Dio, sempre più anziana, perché vuol dire che viviamo di più, però è chiaro che più si diventa anziani probabilmente più si ha qualche problemino, più le malattie diventano croniche, quindi necessitano di maggiori cure. E quindi tutto il sistema sanitario costa di più, per forza, cioè è proprio il fatto che la vita umana si allunghi che porta il sistema sanitario a costare di più. Ci sono un sacco di malattie che oggi per fortuna vengono curate, la medicina ha fatto progressi enormi, però queste cure costano. Quindi dobbiamo metterci in testa che il sistema sanitario nazionale costerà sempre di più, è inevitabile, e quindi dobbiamo trovare delle, delle alternative che possano permettere alle persone di arrivare in salute, di restare in salute più a lungo possibile. Per esempio in questo paese si parla pochissimo, se non niente, di prevenzione. Allora la prevenzione è fondamentale, e la prevenzione c'è sugli aspetti fisici ma c'è anche sugli aspetti mentali. Riuscire, per esempio, tornando a quello che dicevamo prima, riuscire a uscire di casa, continuare ad avere una vita sociale, andare nell'orto a curare l'insalata e i pomodori, andare a parlare con i vicini, a prendere un caffè con gli amici o a farsi una passeggiata in strada, per quanto piccola, permette alle persone di restare attive. No? È importantissimo. È importantissimo. Certo. E qui, perché se uno invece si chiude in casa, non vede più nessuno, non sa cosa fare, cioè per forza a un certo punto arriva il deperimento anche mentale, no? È inevitabile. Quindi il fatto di mantenersi attivo permette anche di evitare di avere tutta una serie di altri problemi successivamente. Quindi prevenire è meglio che curare, e il nostro sistema sanitario dovrebbe pensare molto di più a questo aspetto qua. Alla prevenzione. Allora dobbiamo andare ancora in pubblicità, ultima pausa per la mattinata, ci rivediamo subito dopo, a fra pochissimo. In diretta nell'ultima parte della nostra trasmissione, 9:39 del mattino, siamo sempre in compagnia di Daniela Rossetti, segretaria provinciale di Azione. So che abbiamo anche una telefonata in attesa e fra poco ci collegheremo con l'ufficio del sindaco, con il nostro Marco Stabile, per le ultime, insomma, dal sindaco Roberto Di Piazza. Allora sentiamo subito la telefonata. Buongiorno. Buongiorno, sono Luigi. Luigi, buongiorno a lei. Saluto la Daniela Rossetti, segretaria di Azione, che ha pienamente ragione in questo senso riguardo all'azienda sanitaria, perché sinceramente abbiamo toccato il fondo. Allora, io ho avuto una disavventura di 4 mesi riguardo alla mia consorte all'ospedale di Catinara. È stata visitata dal chirurgo vascolare a Catinara, se vuole faccio anche nome e cognome, ma non lo faccio. E praticamente è stata richiamata al ricovero dopo 2 mesi. L'hanno operata, hanno fatto sempre l'intervento vascolare sulla gamba meno grave e dopo su quella più grave. Praticamente me l'hanno paralizzata in letto, no? In più gli hanno fatto venire un decubito alla schiena, no? Ecco. E praticamente è andata ad aggravarsi ed è deceduta 4 mesi dopo. Ecco. E praticamente gli hanno provocati danni fisici, morali e neurologici, perché in terapia aveva l'ossicodone, che è un oppiaceo. Va bene? Ecco. Più di questo non so che dire.
Saluto, le siamo la ringrazio. vicini, Luigi, grazie, insomma ci ha raccontato la sua esperienza Sì. già altre volte, signor Luigi, purtroppo insomma... Sì, la vicenda di Luigi è terribile e sta cercando quello che manca in questo caso, al di là degli aspetti tecnici, di cosa può essere successo, cosa può essere andato male, ok. Ma quello che manca è la risposta. È questo che il signor Luigi sta cercando di capire tutta una serie di cose e non trova dall'altra parte qualcuno che possa dargli ascolto e dargli delle risposte nel merito. È vero. Allora, c'è un'altra telefonata subito. Pronto? Buongiorno. Chi è in linea con noi? Buongiorno. Buongiorno, sono in linea? Sì, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, saluto lei Bucarella, la gentile redazione, la gentile ospite e tutti i telespettatori di Tele4. Buongiorno. Ecco, io volevo proporre questa riflessione alla gentile ospite. Dica. Per quanto riguarda i problemi della sanità. Sì. Allora, questo che lo dico è supportato sia da una trasmissione, sia da mie ricerche personali e sia diciamo anche dalla trasmissione diciamo Report di Rai 3, che casualmente diciamo mi è andata bene perché coincide con quelle ricerche, più altri fonti autorevoli. Allora, per quanto riguarda i problemi della sanità, come noi le stiamo vivendo attualmente, questi derivano da lontano, ovvero dalla comunità europea, dall'Unione Europea, perché loro vogliono, le ripeto, sottolineo, vogliono, diciamo che la sanità e l'istruzione diventino private. Solo è di natura talmente tanto cruenta che pian pianino ci stanno abituando affinché accettiamo questa nuova direttiva diciamo europea. Allora credo che il parlare di facciamo questo o quest'altro sia inutile, perché semplicemente dovremmo dire un semplice no all'Unione Europea. Ripeto, non è che sono cose mie, basta andare diciamo, sui siti dell'Unione Europea, armarsi di tanta pazienza e scartabellare 3 milioni di faldoni che nascondono queste notizie. Secondo, e dopo concludo, volevo segnalare a Rossetti che sarebbe opportuno incominciare a parlare di referendum, perché è vero che ci sono certe parti del referendum, tipo ad esempio la cittadinanza di 5 anni agli extracomunitari, visto che noi abbiamo degli extracomunitari di basso valore aggiunto utili alla società, 5 anni mi sembrano eccessivi. Poi 3 anni ci impiegano per un po' diciamo, capire, ricevere i documenti, una nuova identità, e di conseguenza 2 anni rigano il rito, 5 anni rischiamo di avere diciamo, degli italiani non consoni ai nostri standard. Ma questa è una questione personale, ma poi il fatto dell'abolizione di tutte quelle stupide norme che il governo Renzi e i compagni aggregati diciamo, hanno reso il lavoro da un qualcosa di serio, perché una volta diciamo, l'italiano percepiva il lavoro come qualcosa di serio, a un prodotto lavoro, di conseguenza con tutto quello che comporta. Pagato, quindi parlare di referendum, insomma. Sì, anche perché l'8 giugno è presto, se tutti stanno zitti diciamo, non raggiungiamo il quorum. Buongiorno. Non si raggiunge il quorum, capito. Grazie della telefonata, allora buongiorno anche a lei. Dunque, due temi, no? Sì, diversi. Allora, sul fatto che ci sia l'Europa che in un qualche modo, che poi non ho ben capito quale sia questo modo, ma insomma ci sta costringendo ad andare verso una sanità e una scuola privata, onestamente non sono d'accordo. Che il nostro Stato, la nostra Regione, stia gestendo la sanità in modo poco diciamo, organizzato, poco gestito proprio, cioè non la sta gestendo, e che stia spingendo quindi verso una sanità privata, su questo sono d'accordissimo. Che la responsabilità stia nell'Europa, onestamente non vedo questo aggancio, non lo vedo proprio. Anzi, credo che l'Europa abbia portato un sacco di vantaggi sotto tantissimi punti di vista, quindi ben venga l'Europa, sono contenta che l'Italia stia all'interno dell'Unione Europea, guai se no. Però sono d'accordo che stiamo andando verso una sanità privata. Mentre Azione nasce proprio per sua costituzione su sanità pubblica, scuola pubblica e investimenti pubblici, quindi sono i nostri 3 pilastri costitutivi, quindi su questo io sono d'accordissimo con lei.
la responsabilità non l'attribuisco all'Europa sulla sanità privata. Sui referendum sono anche d'accordo, non sono d'accordo nel merito dei singoli referendum, ma sono d'accordo del fatto che non se ne parli bisogna più di parlarne tanto. comunque. Bisogna certo. parlarne e penso che sia sbagliatissimo indire referendum come questi che sono stati indetti, perché quando si vanno a toccare materie molto tecniche, molto specifiche, ci vuole una conoscenza tecnica, una preparazione nel merito del quesito. Preparazione che le persone, noi cittadini normali, non è che possiamo avere, non è che siamo... che sappiamo tutto di tutto, no? E dovrebbero essere, insomma, chi noi eleggiamo delle persone in Parlamento per fare questo mestiere qua, quindi lo facessero. Capito. Allora, sì. Mi scusi solo se la interrompo un attimo, perché vedo pronto il nostro Marco Stabile con il sindaco Roberto Di Piazza dal suo ufficio, come vi dicevo prima. Allora diamo subito la linea a Marco Stabile e buongiorno anche al sindaco. Ancora qualche istante. C'è qualche problema con il collegamento? Vediamo se riusciamo a mandarlo fra poco, altrimenti perché adesso non vedo più il collegamento pronto, fatemi sapere. C'è qualche problema evidentemente, non c'è. Fra pochissimo cercheremo di ricollegarci. Intanto volevo far vedere, se possibile, la vignetta per sorridere un po', puntuale, come sempre il nostro Marco Inglaro ci ha inviato la vignetta, vediamo se possiamo far vedere questa, allora a video, perché altrimenti se la leggo io non è la stessa cosa sicuramente, no, non vedo, c'è qualche problema anche con la vignetta, fatemi sapere insomma cosa sta succedendo, vado a leggere... Posso approfittare un attimo? Prego, sì. Perché vorrei dire una cosa al nostro sindaco, visto che forse sarà in collegamento. Allora, vediamo, sì, prego. Perché qualche giorno fa, proprio in un vostro collegamento, ha detto che lui fa una vita dura, molto dura, perché lui deve andare alle prime del Rossetti, alle prime del Verdi, alle cene di rappresentanza e che quindi è veramente dura. Allora io vorrei far presente al nostro sindaco che la vita dura non è quella di chi deve andare alle prime del Rossetti e del Verdi. La vita dura è chi deve assistere una persona, un genitore malato di Alzheimer e non ha i soldi per farlo e non sa a chi rivolgersi ed è lasciato solo. Quindi sindaco, un po' più di decenza nell'usare queste parole, perché la vita dura è una cosa leggermente diversa. Ecco, questa insomma è la sottolineatura che voleva fare Daniela Rossetti. Allora vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento, credo ci sia proprio difficoltà di comunicazione. Sì, grazie della linea, siamo nell'ufficio del sindaco di Trieste Roberto Di Piazza, che questa mattina ha eseguito un sopralluogo in Piazza Unità, perché ne abbiamo parlato più volte anche a Ring del rifacimento della pavimentazione. Si pensa però anche al ripristino della fontana, tanto cara ai triestini, che aveva problemi di spandimenti. Mi ricordo Bernard Houet che scrivono che era il più grande architetto al mondo, abbiamo visto che disastro che ha fatto, compreso la fontana. C'è una sala sotto la fontana che arriva all'acqua del mare e ha bruciato tutti i motori, tutto per questo. Adesso sto lavorando per la fontana e ovviamente per rifare Piazza Unità d'Italia, perché avete visto come le pietre si sono sfaldate. Dario Macor, che era proprietario, è lassù che ci guarda, delle cave di Muggia, e mi disse: vedrai che queste pietre si sfalderanno. Difatti si sono sfaldate tutte. Come si può risolvere il problema fontana? Stamattina c'erano i tecnici del comune di Acegas, che tipo di lavoro si può fare? Bisogna smontare tutto, non spostarla, però è un grosso lavoro, si parla di 250-300 mila euro, però la metto dentro nella piazza. Quindi dentro nel computo, diciamo, dei lavori della piazza e della ripavimentazione. Esatto. Tra l'altro questo farà parte, se non sbaglio, questo riparto di fondi che arriveranno in manovrina, come si dice così, anticipato da Sole Bertoli, da 36 milioni, in cui ci sarà dentro anche l'acqua marina, diciamo la nuova terapeutica. La nuova terapeutica, ma perché? Perché arriverà gente non solo che farà la fontana, ma che la gestirà, perché oggi, ricordatevi, è più difficile gestire che fare, capisci? Allora questi che adesso non mi viene il nome, ma che sono specialisti in piscine, vedrai che faranno un ottimo lavoro. Bene, Sindaco, so che voleva ritoccare anche il tema dell'asilo di Roiano, perché lei ha detto
sono pronto ad aprire un discorso con l'opposizione, poi però ha detto anche, come dire, pesano i tanti emendamenti fatti sul tema. Ma incredibile, perché non abbiamo aperto l'asilo di Roiano? Perché sono arrivate 120 emendamenti da parte delle opposizioni e mi servirebbe di stare in consiglio comunale 3 mesi con 120 emendamenti, perché sono in 15, se ogni volta su ogni emendamento uno parla un'ora, fai un po' di conti. E allora insieme invece dovremmo fare le cose, perché quella che abbiamo fatto a Roiano l'abbiamo fatta insieme, perché c'era anche Cosolini a suo tempo, che per i 5 anni che è stato sindaco. E allora sto dicendo, perché non lavoriamo insieme per il bene della città? Punto di domanda. Ma c'è stata questa, diciamo, possibilità di incontro che avevo auspicato? C'è stato questo contatto? Loro l'hanno chiesto, adesso li riceverò e vediamo cosa mi dicono. Bene. So che stamattina, leggendo la rassegna stampa quotidiana, si è concentrato di nuovo sul tema della sanità, che non è competenza comunale ma regionale, però siccome c'è molto pressing da parte dei cittadini sulla situazione sanitaria anche a Trieste, so che voleva affrontare il tema. Ma no, ho visto ieri alla televisione l'attacco contro la Meloni, allora sto dicendo, il pubblico più lavora più costa, il privato più lavora più guadagna, mettiamoli insieme una volta per tutte, no? Di una semplicità mai vista. Io dico pubblico e privato insieme e risolviamo il problema del paese. Benissimo, grazie al sindaco di Trieste Roberto Di Piazza, a voi la linea studio. Grazie a Marco Stabile. Allora, ha sentito insomma quello che ha detto il sindaco Roberto Di Piazza sui vari temi. Adesso no, perché dopo aver risolto tutti i problemi di Trieste, adesso risolve anche tutti i problemi del paese in 2 minuti, ha risolto tutto. È meraviglioso, il nostro sindaco è fantastico, fantastico. Allora, vediamo se intanto sentiamo la telefonata. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno signora Bucarella, buongiorno a lei e alla signora Rossetti. Buongiorno Nivea. Buongiorno. E allora, guardi, dottoressa Rossetti, io il sindaco lo difendo perché veramente, lei ha detto che non si stanca, però lui è andato a lavorare a 14 anni e ne ha oltre i 70, per cui insomma mettiamoci una mano sulla coscienza. E a proposito iniziali che sono venuti, quella è una chiamata d'aiuto. Le persone a una certa età sono sole, non sanno più dove rivolgersi, e quelle 2 telefonate, specialmente la signora, la prima, quelle sono chiamate d'aiuto che dovrebbero essere prese in considerazione dagli assistenti sociali come il welfare. Io, ringraziando il cielo, riesco ancora ad uscire di casa. Però la solitudine, l'invalidità non è solo fisica, è anche psicologica, perché anche se siamo autosufficienti, quando usciamo non si può andare a un teatro, perché devo rientrare tardi, i teatri sono tutti tardi, e io è caduta la linea anche per Nivea, c'è qualche difficoltà questa mattina, però insomma era abbastanza chiaro, no? Il messaggio della signora Nivea. È chiaro. Sono d'accordo, nel senso che quelle telefonate erano telefonate d'aiuto, e faccio presente alla signora Nivea che però i servizi sociali dipendono dal comune, e il comune, diciamo, oggi chi gestisce l'apparato comunale è il nostro sindaco, che è bravissimo, per cui risolverà immediatamente anche queste cose qua. A parte le battute, ha ragione Nivea, le persone hanno bisogno di ascolto, di aiuto, perché viviamo in un modo molto difficile, ormai è molto tecnologico, e chi è anziano non è abituato anche a gestire tutti questi, il telefonino, le app, le mail, eccetera, e quindi bisogna trovare soluzioni alternative. E questo è quello che stiamo cercando di fare, e proporremo appunto al comune per trovare delle soluzioni che possano almeno mitigare alcuni dei problemi. Dopodiché, sul fatto che il nostro sindaco abbia iniziato a lavorare a 14 anni, io non dico assolutamente nulla sulla persona, occhio, cioè non ho nulla da dire sulla sua vita, non mi interessa la sua vita, non sta a me giudicare la sua vita, ci mancherebbe. Io giudico il suo operato da sindaco, quello che lui ora sta facendo adesso, che lui abbia iniziato a lavorare a 14 anni. A me onestamente interessa poco, a me interessa lui adesso a 70 e qualcosa anni che ha, cosa sta facendo per la nostra città, e secondo me sta facendo poco, molto poco.
sta parlando tanto e sta facendo poco. Questa è la critica, insomma, che aveva già portato prima, no? Allora, dicevo prima la vignetta di Marco Englaro, vediamo, l'ho vista nel preview poco fa, ecco, possiamo farla vedere, ma coi li trova e che dà il foglio di via? Sì, la volta dopo che dà il foglio di via via, dopo quel di via 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 e dopo quel di ancora qua te son. È carina, no? Questa vignetta, grazie a Marco Englaro, è un po' sul tema di cui parlavamo prima. Sì, no? sì, simpaticissima. Simpatica. Allora, un'altra telefonata, non so se facciamo in tempo a sentirla, perché prima di tutto dovevo ricordare che questa sera c'è Ring, torna Ring, gli ospiti sono Massimo Aumenti del Partito Democratico, Claudio Giacomelli di Fratelli d'Italia, Maddalena Spagnolo della Lega, Maria Rosaria Capozzi del Movimento 5 Stelle, poi si parlerà anche del nuovo colpo di scena per quanto riguarda il caso Resinovic. Il sondaggio riguarda tornano le province in Friuli Venezia Giulia, sei d'accordo? Questo è il sondaggio che viene lanciato questa sera al Ring alle 21:10. Prego. Ma prima di Ring, andate, tutti al Caffè San Marco, perché alle 18:30 facciamo un incontro pubblico sulla situazione complicata ma estremamente interessante che c'è oggi in Serbia e nei Balcani occidentali. Avremo come relatori persone che conoscono molto bene la materia, quindi ci sarà Tatjana Đorđević, che è una giornalista serba che vive a Milano, viene a Trieste proprio per parlare con noi, lavora per Al Jazeera Balkans, per la BBC News, scrive sulla Stampa. Avremo Giuseppe Razza, l'ingegner Razza, che è docente presso l'Istituto Alti Studi per la Difesa e si occupa nello specifico di quelle aree di crisi, quindi Balcani occidentali, Serbia, eccetera, e modererà Giorgio Perini, che è il presidente di Dialoghi Europei. Sarà una cosa interessante, sarà lasciato ampio spazio alle domande, perché siamo lì per capire, per discutere insieme, per approfondire. Il nostro approccio è che non vogliamo avere opinioni preconcette, noi ascoltiamo chi ne sa più di noi e da lì ci facciamo un'idea e l'intento è quello proprio di favorire il dialogo e la comprensione di temi che sono molto importanti ma piuttosto difficili. Quindi vi invito tutti oggi 18:30 al Caffè San Marco. Un'occasione assolutamente di approfondimento di una situazione attualissima, sì. È vero, che poi ci riguarda in vari modi Sono da i nostri vicino, vicini. Assolutamente. Allora, grazie a Daniela Rossetti, torni presto a trovarci qui a Sveglia Trieste Molto con volentieri. altri temi e per altre puntate. Grazie molte. Grazie a tutti e buona giornata. E grazie a tutti voi che ci avete seguito e buon proseguimento di giornata a tutte e a tutti.